paciência, contrariei meu coração por andar muito cansado na vida que leva um peão. Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada, arriscava a minha vida laçando boi na invernada. Cá na cidade vivo de recordação, estava muito acostumado com as coisas do meu rincão. Cá na cidade vivo de recordação, quase morro de saudade das coisas do meu rincão. Peguei meu cavalo zaino, companheiro de jornada, presentei pra uma prenda que era minha namorada. Fiz a gaúcha chorar quando eu lhe disse assim: cuide bem do meu cavalo e nunca te esqueça de mim. Tem certas coisas que machucam o coração, lembrou meu cavalo zaino e das coisas do meu rincão. Tem certas coisas que machucam o coração, lembrou meu cavalo zaino e das coisas do meu rincão. Diz que até os passarinhos não se escutam mais cantar, depois que eu vim-me embora, foram pra outro lugar. Lembrou das brigas de touro, do brasino e do zebu, das noites de lua cheia e das caçadas de tatu. O meu cachorro latindo lá no capão, lembra minha prenda linda e das coisas do meu rincão. O meu cachorro latindo lá no capão, lembra minha prenda linda e das coisas do meu rincão. Coitado de um pobre peão, estranha barbaridade, saindo lá na campanha pra morar cá na cidade. É uma vida diferente, não tem nem comparação. Quando lembra suas coisas, machuca o seu coração. Ando sofrendo, pois tenho muita razão. Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão. Ando sofrendo, pois tenho muita razão. Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia!
Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Così cia cia pum cia cia pum cia cia pum cia 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 pum cia 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 pum cian cian cian. Buonasera, buonasera de vero core. Noi siamo Drio Rivar con un altro filo italiano. Siamo de Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, ciò. Oh, Rio Grande do Sul, c'è. Mas che barbaridade, o se no che robe, ah! Mi sono Edgar Locatelli Marostica e noi siamo di arrivare col nostro filò stasera. Non è mia proprio tanto freddo, che ha fatto una bella giornata. Ecco, qua Serafina è la capitale nazionale del italiano e noi parliamo l'italiano, la nostra lingua madre, quella che abbiamo eredità dei nostri migranti, dei nostri primi discendenti, di quei che mi ha insegnato a avere orgoglio, aver passione, aver amore. Ecco, ma picchi tutto orgoglio del nostro parlare, della nostra lingua, della nostra maniera da pensare, da parlare, di essere e di vivere, spagliafatosa, di estri, mia vera, di parlare alto, per finché siamo sempre di brigare e di dirsi su, invece no, no altri che siamo proprio così, mia vera, siamo discendenti della terza, della quarta, della seconda generazione, ecco, la nostra lingua italiana inventariata, riconosciuta dal Ministero della Cultura, per l'IFAN, in 2014. Oh, che orgoglio, eh? Parliamo italiano. Lingua di referenza e cultura brasiliana. Ecco, così sì. Ma noi avremo Enrique Brugnera e anche Riccardo Lodi, due veri italiani qua. Un che suona la violonetta e che altro che suona la fisarmonica. E qua va a cantare diverse sonate per allegrare il nostro filò. Perché senza suonatori non c'è filò. Ecco, i del gruppo Compasso, dos guri, ma che va, special giorno del pescador. Ma stasera tu si riceve delle barzellette, delle frottole, delle storie dei pescatori. Caçador e pescador mente una barbarità, questo ditato quale è vecchio. Il pescador, quel che cacciapana muccia de pesci. Non vuol dire quanti, ma il più grande, quel grande proprio, lo che sentio te lambo te a bacchetta e che scampa. Sempre scampa il più grande. Mia cosita, giorno del pescador, che sta il giorno 29 di giugno. Pescar fa ben.
pesci meglio ancora, capito? Pescar, descarga l'anima, è spirito, fa bene per il psicologico andare a pescare, assa via, assa malattie, assa preoccupazione, assa pensieri in casa e vai a passarti un paio di ore con gli amici pescar e magna pesci, un coi qua, andiamo a parlare con Gigio Treviso, che lavora con pesci a tempo, che lei nascesto è andato subito a pescare dei piccenini. Avremo anche a Roger Trevisan che viene a parlare del beneficio che fa la carne dei pesci. Ecco, avremo origine dei cognomi Treviso e Longaretti e il nostro filon coi dei pesci e l'appoggio della Di Pesci e anche dell'Armazén da Nato Pesce, che è una impresa sol. Anche avremo stasera, qui freddi, no, altri bevemo tanta menestra de capelletti, ossia menestra de agnolini. Tanto, qua si mangia tanto quanto la nostra regione e i ben fatti, sì, e ha un buon gusto che vuole il brodo con gli occhi grossi, gallina vecchia, o se no che vuole a punta de petto delle bestie, sì, la carne lessa buttata insieme col sal e dopo con salata e pan fresco, quanto buona che non è. Stasera andiamo a sapere con Ivo Gasparin contare la storia vera, ecco, dei agnolini, perché il nome agnolini. Cantemo, ridemo, scherzemo e se appassemo in nome di Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, in nome di Migi Plus, rasson per tutte quante le bestie, bestie sane, bestie belle, bisogna che le mangi rasson con nutrizione, rasson buona, balanziata, con i suoi supplementi, con l'attenzione dei paroni di quei che lavora. Ecco, rasson buona fa bene bestie belle e sane che rende schei. Ecco, la pecuaria e tutte le bestie, no? Così che abbiamo Baspan. Ecco, è il meglio stivale che sta in tel Brasil, una grande diversità di stivali e colori, che sede a basso pancote distribuidora di più di 10.000 itens, prodotti agropecuari per tutto il Brasile. Polivalente è il supermercato che ha il concetto di essere della famiglia, di Santa Rosa, della famiglia Deitos, altri di Santa Rosa della regione, che ha l'onore di avere un grande supermercato che è il Polivalente. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirigne, non che ne come bever che ne una sola, mi è vero? Te catti in tutti quanti i mercati, case del ramo, Vodka Raisca, un prodotto di Afante. Paludo! Rede de loja Paludo, promozione 1, 2, 3, pronto Paludo. Cosa zelo questo? Monte seu look. Oh, seu look. Marinho vem com look novo stasera. Outono e inverno e ganha descontos progressivos, ou seja, sensacional! Uma peça 10%, duas 12 e 3 peças 15% de desconto para todo mês de julho. Paludo, sua moda, seu estilo, minha vero Camilo. Struconasso a tia, famiglia e tutti quanti quei che lavorano nelle loge. Pian Alimento da Son Parcan, gatti e pesci di altissima qualità e alta conversione, che è un can. Daghe ração da Pian, anche ai gatti e anche ai pissi, proprio così. Rede de Postos Buffon, che te vedi l'asfalto, delle città che te vedi Postos Buffon ferma, staziona, si ben ricevesto, si ben attendesto, prodotti di qualità, attendimento di gente professionale, capacitada e treinata per attendere il tuo auto, a tua macchina, calibrare pnei, guardare l'olio, truccare l'olio, loge di convenienza, abastece bem, questa volontà e viaia tranquillo e buon viaio con la rede di Postos Buffon. Pian Alimento da Son Parcan, gatti e pesci, ecco, abbiamo la Bravecto, tratta, previne e controlla pulli e carapati per de più di 90 giorni, del Cagnetto, è l'unico del mercato. Pensate, Bravecto, cliniche, case del ramo, pet shop, agropecuari, teccati questi prodotti. Modello Penei, non si può andare via senza Penei. Sti giorni qua che abbiamo fatto il calcolo di quanto barato è un peneo. Quanto che te dura un peneo? Mia vera che è così. Noi che abbiamo qua a Bento, per tutta la Serra Gaúcha, modello Penei. Qualche bitola, fuori de strada, linea agricola, auti, camionette, camioni, gamia per trattor d'estera. Neanche ancora Penei là, no? Della famiglia Cecon, un strucconasso, modello Penei de Bento Gonçalves. Va bene così? Credo che abbiamo menzionato tutti quanti. Mi chiamo adesso quei che è pramosi da venire che
che ha passato diversi giorni senza anticattarsi qua per via del Covid, della pandemia, ma siamo sani e salvi, siamo qua. Mi chiamo Rento e il nostro elenco, la nostra equipe, sieli dati in dove che noi vieni. Ciao Tusi. Vediamo. Ciao, ma che devi arrivare qua? Cos'è lo che mi stai? Tiri Te godito. Signor, Che? mi te godita, mi tocca andare dove mi vuoi, mi pescar che mi conosco il carrero. Ma dite che volete. Voleva qua a barrage. Ma no, dotte a Ma barrage. perché no? Ma qua tutti che pesca qua che vuole dotte il foce Ah, del sì? carrero. Sì. Ma Ciao, allora? ma- Perché Oh, allora? Tusi, guarda che siamo in aria, Beh, Luca come siamo Mario, Sono in aria alle me da ora che sono qua ormai. Ma buonasera. Buonasera. Buonasera Roger. Buonasera Mario. Buonasera. Ma cosa capivi, man? Ma fare perché siamo andati a pescare. Sì, andai a pescare, vedo, e avevi i bacchetti di palitarvi, di nettarsi i denti. Pane e salame. Steccadenti. Steccadenti, Pane e salame. Pane e salame. Ah, pane e salame. Ma allora pesi. Ma allora Ma che? pensi ti mandi galù? Neanche uno. Neanche uno. uno. Dai qua a pescare qua, neanche Ma allora mangi lo che Gigio stasera? Ma también il volesse pescare qua a barrage. Sì. Qua a barrage pesca tutti loro là. Non te che inciampi, Mi godite andiamo tutto il foge. Il foge qua del carrero. E senti quanti che ne avevamo ciappato qua su? Ma te sei mia che le fogge? No, che non so mia. Neanche a me per quella mamma Mario sa. Li so. Non c'è niente qua. Ecco. E Ma la se do- si sentiva la do, se ne ciappia al manco al doppio. Ah, Sì, sì, è il manco il doppio. E manco il doppio, se capisce pa niente della banda, se dite che l'altra c'è per il doppio. Signor, guarda. Sì, no. sì, Niente sì, del sì. niente Dopo con del che le scatte là che te che la rento che tu che la guarda. Ascolta, che la rento allora? Si dai pescare, cioè ma i lambetti di ciappar, rabo mole quelli. Gliene avevi ciappatanti, vero? Tanti. Che mo già fai tanti, ma si mondai E che c'è me rabo lì. mole, zondia, o se no bisatele. Bisatele. Masele. Mostacciudia. Zondialo. Buoni da mangiare con polenta, secchi, vero? Ma mi dico che sai qualche polenta stasera? Sì. Una volta sono andato a pescar con martelli. Quel che pesava là un 150 kg. Da 13. Sì, Nildo Martello, che aveva un pallone. Mi e lui siamo andati a pescare, ma che abbiamo combinato a spartire. Sì, Quel che si ciappiasse spartia. Allora amico c'ha una sardeletta così, lui c'ha un sundiato di un 2 kg. Allora te ora di spartire lui il megadito a me. Ecco, ti sta qua sardella, amico sondiato, se spartia. Allora amico dito, ma le mie giusto così. Spartimo in mezzo a sardella, spartimo in mezzo al sondiato. Lui le resta così, con la faccione, lui un menon grande e forte, amico dito, no, le mie giusto così. Spartimo mezzo, mezzo ti. Giusto per tutti e due. No, ti sta qua tua sardella, amico il sondiato. Ho detto così, mi te fa una proposta a te. Una proposta allora. Fa una proposta. Se diamo un pugno cada un, quel che sta in piedi sta col sondiato. Ah sì, Oh, Abbiamo tratto Dite che ha detto lui. a lui. Mi pesea un quinto del peso di lui. E lui aveva manco sì che come a Lui tocca molare in su. come a me E ti testa. tocca molare in su. Ecco. Pari, Allora pari. abbiamo combinato pari impar mi go guadagnare. Chi è il primo allora? Ti primo. Allora mi primo, che ho dato il pugno, che ha fatto? Neanche spissa. Ah sì, Quando lui ha armato il pugno mi ha detto, mi neanche che mi piace sondiare. Ciao. Tegelo. Sono scappato. Un saluto a famiglia Martelli che se solo Martelli, scherzo. Quanti martelli che ne hai volta lì? È il matto grosso che Sì, ciao, che ne per tutti i cantoni, va bene, così. La strada del Montorico anche se è il muro dei martelli anziché. Ecco, così, capito? sì. Ma allora mangiamo che stasera se non capi pescare? Stasera mangiamo pesci comprai. Ah, latte a di pesci. Perché andare a Marcello pescare? che manda i pesci, no? Non è facile andare a comprare. Se non fosse Marcello No, Treviso, no, altri siamo a fredda con altri. Ascolta, lui che dita pessi comprai le mia vera, pessi guadagnai. Guadagnai! Meglio ancora. E te star de 8, Marinho ancora, Sì. perché noi cascano. Ah sì. I caschi mie che? I pesci? Perché? Sento mia? Ah, no. No, che ha fatto? Ah, quei che ha cascato, ma ancora femo tapignata. Ah, Sì, dai casca mia, dai casca Casca mia. sora schera e pol cascare i pesci. Ecco. Guardi quando devi pescare, pensavi sempre tirar via il carimbo di pesci. Sì, è importante. Quando peschi tiri via il carimbo dei pesci, proprio Ecco. così. Ma parlare in pescare, un'altra può essere. Sì, Stasera sì, è sta sotto frottole. le pesci, Sì, è è sotto sopra le pesci. pesci. Una volta
Sai Bartoldetto? Sì, Che ha detto che dentro di poco tempo che la pandemia che c'è una dose e tal, l'idea che viene. Dite che una volta... Papa ha virus, no ancora? No, non mi ha sentito di niente, ma lui è sambe, tanta cacciassa e vin. Allora ascolta, Bartoldetto è andato a pescare e in 2 o 3 e i ga a catare le bissette, mignocche. Sì. Ecco, in tutto un baldo con terra, è così, ben sai, e assai a casa. Ci appaiga via una pick-up e dai, quando i seri vai là, te rio. L'idea che lei qua a Barra Funda, Rio Carrero, Caçador, Rio Caçador, vediamo. Anche, bon, cioè, quando chi si vai te rio, ciappa mignocche, ciappa bissette, ciappa qua, ciappa là, noi che se, mette cagata a pescare come? Pescare senza. Sì, mignocche da allora guarda così che era tipo un bagnato. Tipo un bagnato. Porca dito, là sai che te il bagnato lì che temo qualche cosa per iscare, no? Vai in qua, vai in là, vai in qua, vai in là, ciò che era mezzo muoio, mezzo capoeire. Guarda Bartoldetto, una bissa. Una bissa con una rana in bocca. Una rana? Una rana. Olga detto a bissa non te becca qua rana in bocca. Sì, alla come? Sì. Ciappa a bissa, tiri che via la rana. Ma che ha fatto per molarla a bissa? Pianta rana scarsella, sta busta che n'era litro da cacciassa. E detto che dà un po' che cacciassa a bissa. A bissa. Mi non va a occupare a bissa, che a me ha data rana. E glu 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 glu. Ma se le chiede tutto, cioè, qua linguetta così da era una bissa alcolatra. C'ho mola intera bissa, c'ho c'ha paranda spartissi qua, spartissi là, c'ho ma zondia, undi ma anche l'altro. Il là c'ho firme che il pesca, c'ho firme, c'ho zondia, sciuliando il biscio vero e sente che un tocca da schiena con lui niente, sta quieto e guarda in c'ho e firme, l'hanno tocca da schiena, lui se me star che pesco, una certa batte forte, così c'è volta in drio. La bissa con una randa e qua fea cacciassa. No. Truccare la rana per cacciassa che cambia adesso. E chi che non piace? Quante rane noi daria drio? Cassa rana, forte fa conaio, come un maestro brusa finca. Ma allora cosita? Sì, cosita. Ma avevamo parlare e cardappio che avevamo detto. Pesi e polenta. Pesi e polenta, salata, radici. Chi che fa polenta? Mi. Ah, se a Caliera se qua, Sì, guarda lì. Senti il Silvio, senti. Senti a Caliera lì. Va bene. Ascolta, Francesco che ha fatto 4 anni in coi. Tanti auguri a te. Tanti auguri e anche ancora il giorno da Nostra Signora Maria Goretti del dove mi sono venuto. A comunità da Maria Goretti, a famosa Brasilia. Proprio così. Va bene? Ecco. Sì. Ecco, un struconasso a modello Penai de Bento Gonçalves, tutta la famiglia Cecon, un struconasso a Bibiano Deitus. Supermercato polivalente. Ecco. Ascolta, e bisogna anche ricordare persone che si accade di compartire e scompartire la nostra live. Bisogna scompartire. Io becchi 200 persone di guardare. Marco Marsaro! E 80 gente che mi guarda. Qua è una scianta che faremo. Gigio, depende 500, beh che è, ecco, Gigio Treviso che viene a parlare sopra la sua vita, sopra i Trevisi, lui è andato in Italia, lui è un discendente di terza guida generazione, ecco, no, seconda, e lo vedo con quanti anni è il nonno d'Italia? 6, ma era il vostro nonno? No, ma il vostro nonno veniva con 6 anni? Allora voi siete a seconda generazione. Solo che avevamo un problema qua, quando che viene Treviso qua. Di che allora? A riflesso della luce qua. La cabellera. Sì, no, sì. No, ma che mettete su un cappello, belche. I suonatori che ha detto che i Ghana suonata ben dei cacciatori e pescatori. Sì, vediamo. Senti. Eu tava pescando peixe embaixo de um pé de mira. Peguei 200 dourados e 400 traíra. E ainda me escapou peixe que até hoje me admira. Barbaridade, isso é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Barbaridade, isso é bom que mete medo. Que mete medo é bom, isso é
é bom, barbaridade. Fazer uma caçada de aleno, quase desmaio. Só com um tiro que eu dei, matei 30 papagaios. E a bala veio de volta, matou meu cachorro paio. Barbaridade, isso é bom que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Barbaridade, isso é bom que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Aê! Buonasera! Buonasera! Buonasera, Edgar. Lodi, Riccardo, vero? Riccardo Lodi. Come va? È Bruniera, Zero. Enrico. Isso. Enrico, Enrico? Dice Enrique. italiano, ma il Zé Enrico. In italiano Enrico. Bruniera. Va bene. Come steo? Bem, Ivo. Mi sto massa benissimo, ben proprio, Così, sì, Maravilha. E Valtteri anche? Che bello. Disposti? E famiglia sta bene, tutto? Ecco, tutti sani. Valtteri, venesti becche qua, no? Mi no, mi la prima volta. Prima volta Prima allora, volta. così. E Ecco. ti te suoni la viola e che ancora? Solo viola. Solo la viola. E canto un pochettino. Te canti? Solo per Ma è importante animare, portarsi avanti, essere allegri, cantare, passarsela così. Parliamo della famiglia Lodi. Ecco. Ecco, famiglia Lodi, tiene tanti Lodi, vero? Che ne è una muccia. Sì. E a mamma si chiede cognome? Le Maroli. Maroli. Maroli, qua dai. Serafina che ne è Maroli. Sì, Tante. Anche bravo. la nonna. E ti te suoni solo o te lavori in altra parte? Mi lavoro lá a Camargo. Sono un tecnico in segurança ao trabalho. Opa! Ecco. Bravo, così sì. Tocca andare pulito con me. senão Mi ora- some? Muito bem, bravo. Allora stasera sonemo, cantemo, bevemo, mangiamo, se passemo. Ecco. Così. È un privilegio stare qua in Va bene. vostra live che È il magnifica, vai distante e fai i ricordi della cultura italiana. Ecco, un gusto anche da altri, da conoscere, sapere che te fai che lavoro qua. Enrico, allora ti parla un pochettino. Me fala um pouquinho. Uma e duas parole só, mas... Falamos em português, então? Falemos. Manda um abraço aí pra turma que tá te ouvindo, que tá te assistindo. Queria mandar primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade, pela lembrança aí de poder estar aqui, agradecer o Edgar, o Roger já, segunda vez que estamos aqui, né, levando nossa música. E eu quero mandar um abraço muito especial aí para os meus familiares que estão lá em casa, inclusive tem uma turma aí que veio lá de Goiás, está lá em casa reunida agora, né, vieram... Eles são daqui? Eles são daqui, eram daqui, foram morar para lá, né, estão morando hoje lá. Opa. E vieram dar uma passeadinha aí com bem. os voos aí. Então um abraço para todo mundo aí. E também um abraço, né, para minha dona, né? A Parona? E A Parona. para minha patroa aí, a Júlia Fácil, também a minha sogra, que tá sempre assistindo, meu sogro, meus dindos de coração ali de Cadorna, todo mundo. Um forte abraço aí. Muito obrigado por estar sempre, né, nos apoiando aí, nos acompanhando. Muito bem. Tu gostaria de mandar um abraço para alguém? Sim. Chilo. Mando um abraço à minha esposa, que é de casa, de assistir. Como é que é o nome da esposa? Giuliane Molossi. Opa! Isso. Toda a minha família Lodi, que lhe devo ascoltar. Sì, va bene. A família da minha sogra, Casca, a família Molossi, Nair Stocco Molossi. E anche i miei parenti qua di Serafina Maroli, se li devo ascoltare a live. Un saluto a tutti. Ma dai che stiamo di scherzare, che se le sogre mie, anche che vuoi bene a mia sogra, mi giutta gran tanto, ma non è come mia contare frottole di sogra, né? Non tem. L'ora che ne era una vecchiotta, casera sogra, c'era, vero? E a stia mia niente ben. E allora il Zendro l'è andato a fare una visita. E tutti era parecchiai che andava a morire. E allora, quando che lei arriva a casa, la sua donna che ha detto, contami, com'è che vai a mamma? Il dottore ha detto che podemos che la ha guarito, che la sta meglio, ma che podemos parecciarsi per la pedo. Ma come? Perché l'amore è mia. La via in casa. Solo un scherzo, vero? Sì. È solo una piada. Sì. Che la sogra sempre fa parte della famiglia. Esattamente. Giusto, allora tu delle sogre, le suocere, gli mandiamo una sonata, allora. Isso. Vamos aprire a noite con che parecchia cosa? Quel Massolin? Massolini Fiori! Massolini. Vai là!
della montagna, quel massolin de fiori, quel vem dalla montagna, e vada bem che non si bagna, che lo voglio regalare, e vada bem che non si bagna, che lo voglio regalare, io voglio regalare, perché è un bel massetto, io voglio regalare, perché è un bel massetto, io voglio dare a mio morretto, questa sera quando viene, lo voglio dare a mio morretto, questa sera quando viene, stasera quando viene, sarà una brutta sera. Stasera quando viene, sarà una brutta sera. Ma perché sabato di sera lui non è venuto a me, ma perché sabato di sera lui non è venuto a me, non è venuto a me, canta della Rosina, non è venuto a me, pianta della Rosina. Ma perché son polverina, mi fa piangere sospirare, ma perché son polverina, mi fa piangere sospirare. Vamos acelerar, senhor. Quel masolin del fiori che vem dalla montagna, quel masolin del fiori che vem dalla montagna, quel masolin del fiori che vem dalla montagna, vada bem che non si bagna, che lo voglio regalar, 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 regalar. Que spettacolo, che maravilha! Compasso dos guri. Dopo mandiamo un saluto anche altri, no? Dopo menzioniamo anche altri del gruppo. Struconasso a tutti. Il filò de Marti che viene sarà in special al giorno della pizza. Sì, che è giorno 10. Adesso che viene il giorno 10 sarà l'unico idea, vero? Giorno della pizza, 10 di giugno, con l'appoio Sábado, giorno 10, sábado é dia 10, é o dia da pizza, comemoração do dia da pizza. E em apoio, na terça-feira, ao Grão de Bico, Pizzaria Grão de Bico. Vai comer uma pizza do grão? Se vier para Serafina e não comer uma pizza do grão, é que nem ir para a Itália e não ver o Papa. Ecco, a pizza do Grão de Bico è famosissima, proprio così. Allora Marti che viene qua che sarà pizza, faremo pizze qua nel nostro forno, qua Marti che viene, dito Marti, proprio così, no? Bom, o assunto è pesce, di pezzi, ou armazém da Nato Peixe. A agroindústria Nato Peixe começou suas obras no ano de 2012, então está completando 10 anos, né? Com o objetivo de ter um produto de qualidade na mesa dos gaúchos, que é peixe. O negócio é peixe, né? O filé de tilápia, o produto mais vendido, mais apreciado. Em julho de 2013, as obras finalizaram e obtiveram suas devidas licenças de operação, etc. e tal. Começou ali mais uma história de sucesso com o abate mensal de 12 toneladas de tilápia. Ouve bem, 12 toneladas de tilápia por mês. Vocês vão ver hoje o sistema de abater tilápia. Já foram também abatidas traíra, cascudo, lambari, carpa, jundiá, pacu, surubi, grumatã, piava e outras espécies, né?
Muito bem. Hoje, agora em 2020, completando 10 anos, né, de empresa, muitas foram as mudanças, né, o mercado regional, estadual, no país, enfim, está crescendo cada vez mais. E foram mudanças fortes, boas, positivas, e nós não podemos parar no tempo. É isso aí. A DPS não pode parar no tempo, por isso estão lançando a nível de mercado estadual um novo conceito de marca com produtos novos, diferenciados, produzidos com muito amor e carinho, da família Treviso. A nossa nova marca vem com valor agregado desde o início da empresa, lá em 2011, e isso podemos oferecer produtos com maior nível de qualidade existente. A nova marca chega no mercado com o nome de Peixes Pescados. De Peixes Pescados. Estamos lançando inicialmente 5 novos produtos no mercado com embalagens diferenciadas que proporcionam praticidade, qualidade, deixando tudo mais gostoso. Então, quero mandar aqui um abraço ao Marcelo, a Mari e toda a família, todos que se empenham para esse produto chegar no mercado com qualidade. Uma das coisas que eu percebo dos peixes da DPS é que quando você vai comer, ele não tem aquele cheiro e aquele gosto de amônia, certo? Isso mesmo. Não dá nem vontade de comer quando o gosto do peixe ele fica abaixo daquele cheiro de amônia. O Luiz depois pode falar melhor aqui. Vai bem? Vamos ver um vídeo do Festival della Canzone Italiana de Sarandì. Vai lá! Sou Edgar Locatelli Marostica, radialista, humorista, apresentador do Filó Italiano, mestre de cerimônia, mestre da cultura, e eu estou aqui na oportunidade para convidar você do Rio Grande do Sul para participar do segundo Festival della Canzone Italiana de Sarandì, nos dias 6 e 7 de agosto. Inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de julho com o professor Juliano, do telefone que está abaixo. Esperamos por você! Participe! Tan, tan, tararan, tan, tan. Bellissima, vero? Ecco. Notizia di ultima ora. Notizia di ultima ora. Mega manda qua il telefonino. Del telefonino. Direttamente. De Asunción. Naranjal, Paraguay. Sì. Naranjal, Paraguay, nostro amigo. O Nofre Antonio Colet, Lucas de Camargo. Opa! Le devo accompagnare. E mi ha scritto così, mi vuoi leggere con il telefonino qua in mano. Ha detto, buona notte amico Roger. Sempre acompanhando o belo programa italiano, Filó Italiano. Opa! Tá? Ele dito, uma boa notícia para a Serafina. Boa notícia para a Serafina. Tan, 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 tan. O nosso padre Antônio Banhara, aqui de Naranjal, vai ser transferido para Serafina Correia. Opa! Quanti anni, Galo? Quer mandar cosita. Fala pros amigos. Fala pros amigos que recebam bem ele. Mas pode estar É seguro. uma excelente pessoa. Amigo e meu vizinho. Ma allora mi vou confessarmi con lui, primo colpo. Primo ma allora per una settimana ele reza a última missa sábado aqui e segunda ele viaja para Serafina. Opa! Maravilha! Adesso italiano, portiamo qua anche. Bagnara, baratissimo l'italiano. Baratissimo. Ma ascolta bene, mi son un uomo di sorte del casare a pescare. Ah sì? Ma una che go categoria, vem qua Marino. Ah sì, buono. Una che go categoria. Quella mi lo so. Pega carteirinha de pescador. Sì, amico carteirinha, amico porte di arma, amico tutto. Loro mi sono dato lì a Basso Caça e Pesca. Nova Alvorada? No. Paraí. Sì, è Paraí. Paraí, Basso Caça e Pesca. La da Ana mi go comprare una 12. Cano doppio? No, sempre. Simpie? Sempre. Na 12. C'ho lì la che aveva una là bella, c'ho vecchiotta, ma in stato buono. Riformata, c'ho. Pensa, volte vendo questa qua, con registro, tutto, maravilha. Mi compra sta scioppa, via in casa. Allora che aveva, mette sto rento parco Lombi.
sì. Ma aveva una cartuccia speciale. Sì. Può piantare polvere a picchette. Te pensi tu? Sì. Sì. Guarda, Quella del no. fiaschetto azul che ha una tigre così. Te Sì, pensi tu? davanti. Allora goi in pienia, ma Pien bocca, e pien bocca. conta 30 ballettoni. Ballettoni grossi come che appunto. Sì, ci ho gastato 30 che a cartuccia la mettesse stata prima qua così da cartucciera. Ma dopo tocca mettere che un poco di stropolo. Sì, tutto. Sì, Tutto Ma pulito. che Carta no, fina, carta carta fina. e qua candela. Candela. Qua sera, che è piata sera. Io sa candela insieme. Ma zero pensa stada. storo. Assata qua così. Sì. Ascolta bene, che se era un angico sempre veniva un colombo, 2 o 3, fai tiro. Che il di là, cioè. Veniva un, c'è per la cartuccetta, allora poca carga, perché ne ha 12. Pa! Puff, Se caschera. smasci il colombo. La de una scianta. Solo le penne resta. Tira con finio e bale. Ho detto, ma adesso andare a casa, cattar su chi 7-8 colombi che aveva. Ma era pochi. C'ho là de una scianta. Carigiò. Carigiò. Grossotti. Insieme all'angico. Ben. E ti senza cartuccia? No che ha là. Te gavei quella là. Gavea quella là. Buon. Cartucciero, vecchio ancora di me nonno. No. Pianta che ho pensato 30 e adesso. Ma allora che n'era un qua, un là, te l'angico, signor. Scoglio qua. Che mi desso qua? scogliere Con 30 che ballettoni. Sì. Ho pensato, setto di una cosa. Fatto che? Ho detto, vuoi fare la più grande gauchada che un caçador ha fatto? Ah, bon. E sono saito di casa con un lambetto per ciappare l'ambarì. Sì, se no. Aveva un lambetto di per ciappare l'ambarì, per vea- cazzare e pescare. Sì, fare due cose. Bon, ascolta bene, go pensà, setto di una cosa. Go armà bene, go smirà l'angico e go fatto. Du! Sparamacco mi Sì, ballettoni! Du! Ma il gallo dato che era il Ga risultato. dato il risultato, ascolta bene. Sì. Se senti tu caschiato, Colombi fermé a P. 30 ballettoni Marigno. Quanti colombi? Quanti colombi? 29. Ah, signor! 29 colombi. Ma i pessi? Calma. Neanche calma, uno. aspetta. C'era ancora Drio Cassar. Sono come le ancora Drio ciappapesse? Cassar. Ah, ma te che lambo. Sì. Gavea su stivai baspanco i verdi, c'ho grandi. Sì. C'ho cata su, e quella sento, wow! Con son saísto così, massa ballettoni, un ramo di angicole cascà. E te quella che saísto un viado. E il ramo le cascà in cima. Copà il viado. No. Credemelo in conscienza, te il cornetto del viado go catà è il 30° colombo. Tutti go copai. Tutti go copai. 30 colombi. Lo tira fuori da busta un sacco, piantarento viado, colombi, un Una sacco. cartuccia allora, 30 Sì, colombi li gappica via te un ramo, ho detto, pensate una cassata. Quando sono saísto con l'ambetto, ho detto, porto a casa un per de lambarì. Che si da Sì, pescare, ecco, sì. ma perché cassare, tu che meglio di Che così? avete Cioè. fatto a cassata? Te quella ciò che è rieto basso, così, comincia a sfondarsi i stivai, così, una terata, me da mola, un mestieramento, cioè. Vardo via in fondo, a sciopa, a schiena, 2 lebre, un casallo. E lebro drio a lebre così Dio il volea. innamorarla e torno al fianco. Ciappa. Sai che Sì, lo ribatte. e torno. E ti Là sei una scianta samurai. e stai mesi storni. E ho detto, ma mi qua, cioè, me come a pensare che aveva una bala de fusil de menono quando è andato all'esercito. Ancora da prima guerra. E Scarsella che aveva il reduttore per andare in tutta cosa così. Ha te l'ho fatto detto, una manovra, ma ho detto, ma adesso copo solo una bala. sì, come 2 te conici, fai? aspetto che va un te a banda di che l'altro Sì, mese si corre sì. di quando si è fermato, che tu vuoi sapere una cosa. Go ciapà il facon, go piantà intera, ma l'era medo molle. Ma l'è andato da un 20 cm il facon se ga fermà. Mi gosmirà a bala, ben in mezzo del fil del facon. E go tirà. Sì. Credemelo in conscienza. La bala ha sega sverto il fil del facon. Che ha fatto che? Copà e 2 lebre. No! Credito Josiane. Copà e 2 lebre.
No, sì. sito sicuro. Bon, Sito sono sta sicuro. contento da maniera quando sono andato a cavar sul facon così non viene tira su un tattoo piccato. No, ma Allora Ma sono andato gente. così, acqua, e tutti sti vai e tinto tanto sono andato fuori a pensare, de allegrezza, ciappa il cappello, tra lo alto, viene una marechetta di quelle più là, sì, quelle, sì, più. una marechetta di quelle, ciappa sette il cappello, casca in terra, ciappa anche a marechetta. Viva! A piadera che le marechette buone di far brodo, no? Oddio. No, ma gente, ma pensi niente allora. Adesso, quando sono arrivato a casa, che go cavado i stivai baspan dell'acqua, a Torrento Acqua, go catà 96 lambarini. Mira quel che mangiamo stasera, no? No, gente. No, pensa caçado e pescado con paia, in vita mia non esiste. No, ma che sei proprio un uomo di sorte, eh? Ma allora, sai pessi o no? Sai pessi. pessi. Va bene, miciamo una sonata, siamo disposti là, Valtri? Ecco, Josi, mettiamo su una sonadetta, dopo torniamo in seguito. Vai là con i suonatori! Eu casei com uma italiana que veio lá de Turim. A coisa melhorou muito, ficou muito bom pra mim. Quando nasceu nosso filho, a festa não tinha fim. Aí juntou a italianada, cantaram uma moda assim. Lá de Jota Lagão Bambim, que belim, ma que belim, que boquim, que bel nazim, e lá de Jota Lagão Bambim, e lá de Jota Lagão Bambim. Minha italiana é linda, trata muito bem de mim. Almoça macarronada, polenta e codeguim. De novo em nossa casa, a cegonha está pra vir. E nós vai cantar de novo aquela modinha assim. Lá de Jota Lagão Bambim, que belim, ma que belim, que boquim, que bel nazim, e lá de Jota Lagão Bambim, e lá de Jota Lagão Bambim. Minha italiana deseja que seja sempre assim. Eu tenho que gostar dela, pois ela gosta de mim. Quando volto do trabalho, seus carinhos não têm fim. Pego o menino no colo e junto cantemos assim. Lá de Jota Lagão Bambim, que belim, ma que belim, que boquim, que bel nas. E lá de Jota Lagão Bambim, e lá de Jota Lagão Bambim. E lá de Jota Lagão Bambim, e che bel nasinho, e che bel bambim, e che bel boquinho, e che bel bicin. Sì, anche, no? Ecco, va bene, buonasera Tusi, come stio? E ti Marco? Buonasera Marostica, buonasera a tutti quanti. Piacere, un'allegrezza da vederti qua. Ma hai detto che la Busiese è stato tanto grande. Ah sì, eh? Ti puoi andare di Valti nuovo? perché me conosce mia. Ti puoi andare di nuovo a Nova Brescia. Puoi andare che t'ha garantia di nuovo. Guarda Gigio là, Gigio sa che mi parla la verità, manco un che mi crede. Sì, Gigio è de fé, è de fede Gigio. Quando ti si arriva qualche cosa, il ha visto, né? Che lì che ti si arriva qua, con la cassata e con la pescata. Come mangiare carne 6 mesi, cioè. Marco, contami, domingo teve live do Euclides
Isso, Marsaro. Euclides Marsaro. Todo domingo, primeiro domingo do mês? Primeiro domingo do mês, sempre femos lá. Vai continuar 20 horas ou não? Isso, às 20 horas. Para entanto, temos Sim, 20 horas no Facebook do Euclides Marsaro. Música gaúcha. Lo Deus, stimenante, sì. Delle volte sì, ma delle volte va a dormire buon'ora. Dipende. Sì, Inverno, delle volte sì, delle volte no. Pensati un omenetto pescador quella sì, Vito. Lambarighe piace. Mi piace pescare sardelle, una di anche l'altra, cioè. E in bocca sempre a polentina o il sagù. E dopo tira fuori e vento. E allora Marco, mi va di dove? Di città che si dio sistema di tutti i posti. Pinhalzinho, Roca Sales, 13 de Maio, Patrocínio, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Casca, Gentil, Garibaldi, Quilombo, Sarandi, Alpestre, São Leopoldo, Guaporé, Água Doce, Londrina, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro, São José do Ouro, Guezeanca, Marau, Aratiba, Laguna, Carapá, Mato Grosso do Sul, Moraes, Almeida, Pará, Três Arroios, Tailândia, Pará, Nova Prata, Camargo, Encantado, Caxias do Sul, Brotas, Vista Alegre do Prata, Toledo, Taquara, Itaipulândia, Nova Bassano, Nova Araçá, Palotina, Salto Veloso, Cotiporã, Alvorada, Itapema, Campinas do Sul, Paraí, Pato Branco, a família Dal Ponte lá de Blumenau, Medianeira, Ronda Alta, Canoas, Caxias do Sul, Espumoso, Iraceminha, Dois Vizinhos, Horizontina e Faxinal. E de mandar aqui que Gamin Coras compartilhar, fez lá um gesto fantástico para a live, quer dizer, compartilhar. É fundamental. Importantissimo. Ma è fondamentale. Ecco. Allora fa la gente sapere che non è un filo italiano che si parla la nostra vera lingua, la lingua madre, la lingua che abbiamo imparato, eredità dei nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni, bisnonni. Ecco. Cosa? Roger, vieni avanti. Devo pagare quel boleto qua o no? Le pagare, le riscava, per jeito sì. No, ma lei na entrega qua, vara, pediti, vara. Sì, è importante che mi stia lì. Sì. Va bene. Così Giusto, vero Marco? E allora Marti che viene, sopra la pizza, viene Afonso Chiarello. Sonar. Sì, sonar. Sarà che... idea, Sì. Toccare a mangiare pizze. Sol pizza, ancora sol pizzi, Marti che viene pizza. La pizza do grão de bico. E Beto, vem cá, Beto. Vem, Beto Chiarello. Vuoi mandare un saluto a Volmir Zaccaria, da Vera Madeiras. Sì, Volmir. Un grande amico nostro di Veranópolis, nostro patrocinador há anni. Ecco, lui che ha madeira di più di 25 anni, strada velha da Vaccaria, pensa quanti anni, no? Allora a região inteira sa che sei di confianza, che sei una persona buona, che ha cresciuto gran tanto perché vende bene, e per vendere bene bisogna essere seri. Mia cosita, le cosita, bisogna essere seri sempre. Ecco, essere parceiro sempre. Empresa specializzata in madeiras desde 1995, fa conta quanti anni ha? 26 anni. 26 anni. Amplo estoque de madeiras nobres, brutas, beneficiadas, de várias espécies, na construção de casas em madeira. Ecco, fa case e case em alvenaria. Mi vui a chave em man lori la faga construtora, a Zaccaria Construções, fazendo parte dos seus sonhos há mais de 30 anos. Lugas comercial lavorando lì, caro da Dio. E lavora fim de giorni de ancoi, atuando no mercado imobiliário, construindo casas, prédios e pavilhões. E também ele tem apartamentos à venda. Opa! Fa su prédio e dopo vende. A Veranópolis, terra da longevidade. Guarda che Zaccaria il memore quasi 100 anni, mais ou menos, no? E quando che passa via la pandemia, il vuole che tutta la nostra equipe ne olate il suo sito. Gadito che è un che sito là che è de Piegorone. Insomma, lui ma è un canta. e il canta, lui canta che piace di bene, cantarle la ben musica. allegro, divertido, lui. Ecco, va bem. Allora, temos empreendimentos em construção e prontos para morar. Apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios e salas comerciais em Veranópolis. Se alguém tiver interesse, 54-3441-2477. Ou para morar, comprar para investir ou para alugar, qualquer negócio. Ecco. Um abraço a Volmir, Zaccaria, a Rose, a Soparona e tutta quanta la sua equipe. Si di qua mi devo mandare a Volmir. E tu funzionari là, desde che mi te conosco i medesimi. Siga dito, desde che conosco mi e ancora con me. Che parceria, vero? Un abraço, Volmir, struconasso a ti e tutta quanta la tua equipe, a tuoi clienti, ecco, e tutto quanto. Va bene? Bem così. Ecco, andiamo ai nostri patrocinatori un minuto in sol, quelli che dà forza al nostro programma. Torniamo in seguito, vai!
minha vem? Não é! Me dá! Não! A minha vem! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Oh, maravilha! Torniamo con il nostro filò italiano stasera qua a Serafina Correa. Non l'è freddo, se è una bella giornata che stiamo passando con un sol bellissimo. Da voglia di andare fuori a lavorare e passarsela. Buonasera, Gigio! Buonasera, Marostica! Ah, che piacere di vedere qua la prima volta! Ah, adesso che è meglio, Marostica, quella prima volta venire qua del Solaide, ma che bellezza, che orgoglio! Oh, che piacere nostro, che gusto da vederti qua! Perché ainda mai ti, la vostra equipe, che quanti backendati, anche perché partiti, avete commissione in cui sta la capitale nazionale della lingua italiana. Sì, ciao. Che orgoglio! Sì, c'è 33 anni che mi lavoro in radio e con programma italiano. Per quella che mi ti ammiro tanto. Oh, il vinco! Mi pago il vin, Marino, mi pago il vin stasera. E quel che ti parli è tutta verità. Ma l'amor di Dio, mi mai contare una bugia in vita. No, mi confermo perché quel che la conta è ancora vivo. È vero. Oh, questo qua è Gigio Treviso, Luiz Treviso, e noi andiamo a parlare solo Armazém da Nato Peixe, e toda quarta-feira qua a Serafina c'è una loja, un mercado, un armazém che ha mangiari buonissimi, mangiari esclusivi che solo a Nato Peixe vende, pesci di una grande varietà, e todas as quarta-feira é o dia do peixe, sempre tem uma espécie, alguma variedade com preço especial, é isso, Gigio? Certo, todas as quarta-feiras. Ecco, e toda quarta-feira é dia de comer peixe, né? Claro. Sim, toda quarta-feira, ou seja, escolha um dia da semana para comer peixe. Claro. Que é saúde. Allora, dopo o Roger vem falar do benefício de mangiare carne de peixe, proprio così. Bom, ora, piatto da tilapia stasera devo mangiare tilapia. Olha lá. Sì. Salmão, che dá para mangiarlo crudo. Certo. Anche, no? Ecco, così sì. Gigio, ti va a pinar un pochettino. Sì, perché mi tocca... Là, lì, vara. Guarda il salmão lì, Gigio, vai parlando lì. È a Nato Peixe ali, Lì a loja da Nato Peixe, qua a Serafina Correa, filé di tilapia. Salmão, guarda che bellezza. A parte buona, Mario, litroni di vin. Quelli che vin lì è tutto fatto con la uva. Ah, sì, Sì. Oh, maravilha. Vim fato de uva. De uva, sì, proprio. Olha ali, ó. Vocês estão conhecendo o armazém da Nato Peixe. É isso mesmo, os produtos da Nato Peixe. Devo conhecer la indústria? Dentro che si compra i pesci e come che si fa, funziona? Come che funziona? Sì. E lì chi che gente lì? Questi qua, quale mi pare, quella mia mare. Mi sono questo qua, guarda, bruttino. Ah, bom, sempre stato, ma non vuol dire. Sì, non vuol dire. Sei simpatico. Sì, ma con te si ciò te cavei, bene. Senti, ok che sono bruttino così, perché cavea passa il macaquinho.
Perché go contare a Bartoldetto cosa che l'era il Bartoldetto, vuoi sapere cosa che l'era? Dico, ma vorrei dimandare al dottor Paolo per sapere meglio. Cosa che è il macacchino. È il macacchino, sì, le mie il quattino, macacchino. Macacchino. E allora guarda, mi pare, mi ricorda che mi cambia nada pensidera, boffa, non una boffa, che stai al settimo. Sì, la mia mettente. Allora la mettesse in due, dentro il forno. Gente, è importante. Sì, importante quella. Conta come che era la storia del macacchino. Ma che malattia era? No, e la quando a me era una malattia che desenvolveva mia, vero? Non desenvolvia, non comia, chorava. Non mangia, piandea, terizia, mestieramento, non mangia, non aveva fame, niente, e non veniva. Non veniva. Magro. E allora mi detto, dentro del forno la faccio bensidera, la sua novena, la sua orazione, la orazione, mi pare mi mare di fede. Sono sta meglio. Te sta meglio. Sì, ma allora... te che mia resta più bello, no? No, ma te che è migliorata la salute. La salute, quello è più importante che siete, la salute. Sì. Ma allora Bartoldetto mi ha domandato, cosa che malattia lì, cosa vengono, che come? Dico, guarda, la nonna, la pensidera, nonna boffa, la cadita che aveva il filone taccato, il corro taccato al filone. Il corro attaccato al filone. Sì, ciao. Bartoldetto gli ha detto, Dio loro mi col casale, gli ha detto. Con tutto il corro attaccato al filone. Andiamo a vedere la nato pesce o la di pesci. Allora qua, a famiglia, sì. Passa allora. E chi era questo qua è mio nonno, querido nonno Giacinto. Veniesto da Italia con quanti anni? Con 6 anni. Questo qua da Italia con 6 anni. Aspetta che conto la storietta un pochettino di lui anche, perché quando è che lui passa, che da tutte le sere del capitel, segnarsi. Ah sì? Sì. E allora era devoto di che? Devoto da cacciassa. Mario, che ho visto suo nonno di Gigio, lei era devoto della cacciassa, ciò. Il figlio a me è devoto della Madonna del Sercio. E allora, la Madonna di Serci. Passai a casa e mi chiamai al Barigudigno. A te? A me. Cioè, ma non è dopo che ti ha dato il macacchino, te che virò, ma era pieno di vermi. Allora mi chiamai al Barigudigno. Querido, ti amo, dove che ti sei? Ma lei in paradiso. Cioè, per tutto quel che gasso io. Perché vai avanti, che dopo tocchiamo di nuovo. Questa quale è la nonna? Ma ti che tira pa nonna, guarda che bella casè. Sì, bella, no? Sì, ciao. Che bella donna. Non ho questo bene, non lo so. Sì. La Maria Rappellini, Maria Rappellini. 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 Guaporè, va bene. di Bento, dai stare a Guaporella da linea quarta. Oppa, adesso mostra cosa che sei quelli. E lo che è quelli? Questo qua è il mulin, mi pare. Guarda qua a Rodon, era il canale che viene all'acqua. Mi pare che vi metti sul mulin. Il primo mulin va settima di Masena Farina e anche Formento. Sì, Marina Miglio e Formento. Miglio e Formento. Riso, no? No. Allora, no. Miglio e Formento. E questo qua è lo che? Questo qua anche mi pare, ma io volevo voltare indietro un pochettino prima della gaita, perché mi pare, delle volte che vendo la farina, era la Santa Catarina, la protettora. Sì, che è quella dei Rode. Certo. Sì, e allora delle volte volete più qualche sbattilato di farina, mettela via. Ma sì, allora il Vardia la Madonna e col mulin che la tremea, la diceva sempre di sì. E allora lui la impimia di pila cassarola. Quando lui c'è appena sbadilata per mettersi a via, e il Vardia la Madonna come dire, visto che ti è alla fine. Dio santo, del mulino. E Gaitero? Gaitero, lui. Ciao, fisarmonica appunto. Guarda Gaitina. Sì, ciao. Fare i casamenti, così nel churrasco, di casamenti, principalmente di Fradei Betanin, di Santo Betanin, Luis Betanin, turma. E allora che c'era la turma che il convitasse per il pai, così nel churrasco, e dopo suonare a gaita. E Dovin. Bepi Piva era il compagno di cucinare churrasco. Guarda Ticcio. Sì. Quanti giorni che abbiamo che ancora là? Che volevamo vedere l'industria come chi fa coi pesci. Qua allora lei ancora il pupà. Il pupà la mamma, sì. Sì, vediamo chi. Questi si poretti, i miei bisnonni. Che se veniesto da Italia con nonno con 6 anni. Con 6 anni. Di Domenico Treviso e Giuseppina Pazetto. Pazetto. Oh,
Dio, Pazetto, vatti che si dio assistime, dio vedeme. Da famiglia Pazetto si parenti di Gigio. Claro, tu visto e qua. che ne Pazetto, di far tutti i cantoni, vero al seo. Vai ok, vicio veio. Che mi sono stato là dell'Italia, l'anno che partì loro là de Ronco d'Alice. Sì, là, sì. Allora te che conoscesto a Italia, dove che si venesto a famiglia. Te che tu emozionato, avete commosso. Sì, ho sentito che la energia là, Gigio veio. Che pensa, perché io quando mi parli di a pescare, che mi sinamente quando i tuoi collega qua, i miei qui lambi prima, sì, non c'è niente. No, ma che l'hai pesca niente. No, non l'hai pesca. Ma allora te sei stato dove che le veniste i nonni? I bisnonni. I bisnonni, sì, i bisnonni. E nonno, con 6 anni anche, sai sto dell'accio. Sì. Che spettacolo, che memoria viva. La Sofia, che mangià, sai là, a campai là a Ronco d'Alice, se l'è ancora viva, ti sentai nel 2014, un strucconasso là qui di Ronco d'Alice, dove che partì, la mia cara se vesto del corpo e alma, la mia mettere la bandiera in schiena. Da Italia. Da Italia, la mia dita, non sta desmentegarte traviso che ti sei un italiano. Uia là, parla bidarente al microfono. Qua, ecco, allora te che ha detto non sta desmentegarti che ti sei un italiano. E ti te che ha detto mego mai desmentegarti. Mai desmentegarti, è un orgoglio. Ecco, orgoglio. Sì, è vero, orgoglio. Allora è il piacere. Quanti giorni sei stato là in Italia? 26 giornate. Neanche poco ti tornai in Pindrio. No, mica è caro sta là, perché dopo che era a terra di mio nonno. Medona, e la Patrizia, e Megero e il Netto. Ecco, Marcello no. No. Marcello, ti tocca attendere gli affari e lavorare. Qualche di casa tocca stare lavorando. Qualche tocca lavorare. Ecco così. Sempre così. Maraviglia. Allora d'Italia te che è un sentimento bello, e il dover compiere. Adesso mi te fa una domanda. Quanti italiani che con 70, 60, 50, 80 anni che se mai tornai in Drio là dove che a gente se venista, cosa che te disarisi a loro? I gavaria di andare a vedere? Guarda, se fosse come me che mi abbia gesto, tanto è stato il meglio viaggio che mi ho fatto dell'Italia. Andaria di nuovo, come che ti dà una cosa in vita tua, mai la più grande avventura. Vorrei una ora di programma per contarti tutto dove sono andato. Allora andiamo fino a 11 stasera. Mangiamo i pesci freddi. Ti pare che si bruciano dove guarda, sciantate ve, calma. Dio fare i pesci. Ma allora è stato fantastico, buon, inesquecibile, vero? Ben recepito. Vuoi cantare insieme con la Sofia, e il padre vicario che era là, e il prefetto cantare l'America. America fin loro canta America, sì, no? Claro, De Angelo Giusti, no? Ma sì, proprio quello. Che spettacolo, Gigio. E ti che parlei poco là, vero? Mica mi piace, mi parla italiano. Quando giappo il microfono, lo pia. Devo vedere l'industria come chi fa là o no? Sì, allora qua Opa, nato pesce, adesso sì. Inaugurazione. Mi sono stato là, te pensi tu sì o no? Sì, claro. Che sono arrependendo, fate mia chiamare di aver contato una piada di quelle serie, Dio. Dio, una verità, vero? Verità, Para lì, a parte da inaugurazione, va la gente, no? Per tutti i cantoni, si sta bellissimo. Marcello là, il vostro fiol. Qual è la linea settima Brasil? Guaporé resta aderente a linea settima Brasil. Certo. Ecco così. Non aderente, a settima, date la settima, là. Sì. Settima, giusto. Parapessi. Ora la Dio Darghe Maiare. Mi sono appena di qua che butta dentro la sonno provarra. Ti eri stida Dio Darghe sonno. Ma contate che e mi era rento sotto di pessi là, Dio. Credo. Dio che li pare avanti per dar mangiare. Questi qua, quando ti arriva. Perché la cassetta del gelo. I pessi comprai lì, vero? Comprai. Che venda onde? Questi qua sono Panambi questi. Panambi? Ma che ne è di tanta regione che viene. Sì. Da Santa Catarina. Pessi di per tutti i cantoni. Sì. E vieni isolando o nadando?
E vieni gli mette sulle rodette. Allora vieni con le rodette. Bravo. Buona, vero? Lì sono bauco, ma non proprio tanto. Ma non proprio tanto, così. Sì, bravo. Allora viene pessi per tutti i cantoni, maraviglia, vero? Sì, Ecco, bravo. ecco. Allora Così. qua gli dico che va dentro che tocca dare un bagno per lavarli con l'acqua col triplo di cloro che entra là dentro del frigorifero, poi la butta dentro e casca là dentro il frigorifero per dopo te quando stianta vedi che Vai rodandola, vediamo come che funziona per limpare pesci. Vadi che vuoi sapere come che funziona, andiamo a vedere. quello in che casca dentro. Guarda, tilapia, vero? Tilapia è un sciodò, è o che ha, 90%. 90% è tilapia. Ora il nene là, o una tosa, un toso, guarda. Toso, Guarda, toso. Só filé. Mais ou menos, Gigio, quanto % se aproveita de um pesce? Se aproveita un poco, perché... Mais ou menos? 30%. Per quella che il pesce è caro, caro, sì. perché se aproveita poco. E 70% vai fuori. Sì, che è Svizzera, che budele, mestieramento, che Che è a a- che è a testa, a che è testa. il coro. Sì, proprio, sì, nada a dire, va tutto quasi Sì, via, resta sì, solo la sì, carne. sì, Spini, va via tutto. Tutto. Guarda che sguelto, E Quelli lo chi quelli? Quelli le mie primo così, Daniel Treviso. Oh Daniel, che bestia che ti sia! Guarda, a che macchina è la quella? Da lì per tirare il coro, guarda. Allora il filet casca insieme alla mesa e il coro sotto. Ah sì, eh? Sì. Allora la macchinetta tira via solo la pelle. Solo la pelle, guarda lì. Resta capriccio. Che fantastico. Quella lì è la Marilda Moreschi. Oh! Sì, funzionaria. Acqua lampida, ciara, sempre limpo. Limpa, sempre. E là che tiri li via che lì, Gigio? Là che tira via, che ne un ossigno che gli chiama. Ah, io setto. Spinetti, proprio. Allora la tilapia e il filet non ha spini. Non tem nada. Io entrego per scolégio un guaporé. Ah, per merenda scolare? Ma Gigio velho! Ma tu tá grandão e forte, Dio santo. Tá louco? E lì è lo che? Lo che mette via? Qua le do che le entra telecamere. Ah, sì, Temperatura? Temperatura di a te 20 gradi abasso di zero. Veramente? Sì. Perché il pesce è delicato, vero Gigio? Ma E il bem pesce delicato. smarso spussa che... Sì. Abbiamo, qua, voltiamo qui. Di pesce, produtos da di pesce. Roda lá, Josiel, mete lá, vamos ver os produtos da di pesces. Ali, vediamo. Opa. D'água na boca. Salmão. Salmão. Maravilha. Camarão. Camarão. Tem tudo isso aí, Gidio? Tem. Massas temperadas com peixes. Isso. Ecco. Risoto de peixe. Certo. Moqueca de peixe. Marcelo é fera, né? Sì, Marcello sì. Marcelo è fera. Messo meglio a me, no? Mico poca voi allora. A tua parte tá che fatta. Maravilha, spettacolo, ah. Sì. Che bom. Gigio. Che guida che quei casa che capti a sesto, Le storie, ma le allora sketch. sa che mando Un struccone, un saluto a chi? Prima a quella che comanda la casa. La giornalda. La giornalda. Vuoi indovinarsi o no? Sì, claro. Giornalda mi sapeva che te eri te che te comandai. Perché è tutto compagno. Sì. Scambia solo l'indirizzo. Solo vero? l'indirizzo, Domandi che alla donna di Marinho, di Roger, di Marco Marsaro, qua a casa solo le donne che comandano. Casa sì. tua se mia è differente. Allora no. giornalda casè. Os Marini? Os Marini. Opa. Os Marini. Mandiamo un saluto a Giura. A Giura, dir che là che mi ascolta. Oh, bicho velho. Sì, la giornata è andata là dell'Andrea, Guaporella che ascolta anche ella. Opa, Marcello, il mio potere sveglia, ma le là che mi ascolta con certezza, lui e Marilì, le mie due nette. E là Guaporè anche che l'altra netta Guaporè. A Longaretti un saluto. Saluto Marilì anche a Marilì. Anche la nonna Perin. Che la struccone hanno 86 anni. 86 anni, ma giovane ancora. No, anzi volevo arrivare a 100 e non mi guida che se ho fatto contratto con San Pedro 100 anni. Ah, bon. E allora mi è ti tacco a tacco, 100 anni. Dopo della avanti tutto lucro. Se per caso un po' prima, se fuori. Finivo i recadi o no? Finivo di mandare saluti o che ne ancora qualche No, che sei ancora la famiglia di Rui Perin. Quelli che mi aiutano per primi, i funzionari che tengono che valorizzare i nostri funzionari. Eita, bicho velho! Assim che funziona. I collaboratori è importante. Importanti i nostri collaboratori. Certo, è che ne abbiamo che ancora da quell'epoca là, se no che sarebbe Ricca, che sarebbe Maciel. Tanti. Pochi tutti che passano per di là e collaborare e aiutare. Tre se ne all'est. Opa, anche qui, Sì, che ne ancora due adesso che lavorano ancora.
Olha ali, ah. Bisogna bravi, farli lavorare che gente lì. Sì. Chi ha tanto morbin. Mi quando li vedo via per la rua lì, chi fa niente, chi vende spotacci, li mi dà fin rabbia. Sì, Tocca farli lavorare. Perché che non ti lavorevano loro installare vende spocci via per le calzate? Mi piace niente loro lì. Ma con ragione, Gigio. Chi va a lavorare anche loro, non ti lavorevano fin giorno del coi. Installare a vendere spotacci. Ma va a vendere spotacci in un'altra banda, no? Voltando indietro ancora. Ma capito? Capisci? E voltare indietro ancora un pochettino che mi e dico le che... imprese darghe lavoro a gente lì chi è pieni di voglia di lavorare gli schizebrai a casca tutte le ore che va in là un due che va i catto di lavorare i se simpatici i gente e buona, non incomoda e loro ha un compromesso os haitianos, senegalese, essa gente tem um compromisso aqui no Brasil entre eles de fazer bonito, de se querer bem, de fazer de honrar o nome, porque senão, cara, o dedrio a mala riga pega. Ma se te se la pega. Com'è? Sim, sim. E ó, eles são simpáticos, cumprimentam a gente, não é por causa da cor, é a atitude, é o caráter, personalidade, trabalho. E honestidade. Honestidade. Isso che se dà valore a se non è a cor. Vuoi voltare indietro un pochettino? Torniamo indietro. Sì, col nonno, che quando è che le partite dall'Italia? Sì. Che ha la benedizione di Scalabrini. Opa! Che ha detto se andate in Brasile, se avete difficoltà, non stai perde la fede. Opa! Che le più facile risolvere il problema con la fede. Coraggio e fede. Certo. E voi di lavorare. E mi mando un prete per cuidarvi altri. Oh, yeah. Invece di mandare il prete, le viene lui proprio qua. Che meraviglia. Scalabrini. Visto? E un'altra, il nonno e la nonna con gli vignesti, che è morto piccinino, con 2 anni. Palviaio. Palviaio del mare. La che nonna, saria suo fratello del nonno. Del nonno, Giovanni. Giovanni. Allora la nonna lo ha tenuto 2 giorni in braccio, mi ha dato conto. Morto. Morto per non buttarlo del mare. Maria Santa, sì. sul pel di certo, Gigio. Sì, proprio. Per buttarlo del mare. Dopo c'è anni corte, tocca buttarlo del mare. Non era cosa fare, poretti. Sì. Ma dopo più tardi, te la finale, ok? Se te mi alzi, devi fare un omenaggio ai nostri antenati, non solo i miei, a tutti quanti, a tutti quei che vignesti di altre nazioni, anche che sono immigranti. Dopo se te mi alzi, mi fai un omenaggio. Fermo. Dopo, né? Sì, mi sento un odore de pesci che si brucia. Dio santo, allora mi... Ciao, ma aspetta, tieni là. Tieni bota un pochino. Tieni bota, ascolta, una volta ti mi hai contato che tu pare, Guidea, e comprei a pesci di non so chi. Ah, Giovan Copini e Giovan me pare. Giovan Copini vendeva pesci per Giovan Treviso. Sì, allora, come che sarà stata questa storia? Dio santo, Dio fiada mai per non dire l'altro. Certo, allora è il vigniel che il capello del carrero. Del carrero il capello. E allora il pesce costa niente. Per lui no. E vendeva per quei che noi avevamo a pescare o che noi poteva. Che noi poteva. L'anno fogge, l'anno che Marino va a ciappare anche lui pesci. E allora, come che sia stata, Gigio? E allora c'è il vigniel con i passuelli qui dentro, le dite... I passuelli che mi stanno insieme al cavallo. Certo, sì, cavallo. E allora, Giovanni, Treviso, voto un dia che non è bei. Già viene 4-4. Poi di là paga, va via. Ecco. La mia mamma la fa limparli, curarli, già dentro, sassi grossi così, c'ho dentro. Rento ti pesci, sì. Sassi di quei lisi, peggio del Rio. Sì, quei bei, le boccette redonde. Ecco. E allora la chiama il pai, guarda qua. Dio gli ha detto il pai, gli ha detto, aspetta, che quando è che viene di nuovo, lo rifacciamo, gli ha detto. Lo rifacciamo, vuol dire farlo passare vergogna. Ti vedi che comprei il pesce per aiutarlo? Sì, lui che aveva. E ancora rento di pesci che n'era? I sassi. E allora c'ho. E allora già date l'altra settimana dell'altro, vieni con i passuelli ancora pieni e dice, ancora sì che no. Ma allora son dia. Sì, ma allora scogli che ne 2 ticket, sai, portali qua. Porta dentro là. Ma prima gli vuoi farti una pregunta, gli mangiali che i pesci? Guarda Giovanni, che se non gli dà niente, mangiare anche sassi.
Você quer escapar bem, Você quer escapar bem? Vai lá che gay pensi di bruciarsi. Che si brucia. Ecco. Tá bom, dopo volta un po'. Roger, vieni avanti qua. Adesso noi abbiamo una sonata al punto qua in nome di Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, Migi Plus, ração per tutte le bestie, la Baspan, che se Stivai, il meglio Stivai che capestante del Brasil. Ecco. Polivalente mercato da famiglia, Deitos de Santa Rosa, Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinha. Paludo, moda e stilo. Opa, promoção 1, 2, 3, pronto paludo, homem e dona. Comprando uma peça 10%, duas 12, 3, 15% de desconto para todo mês de julho na Paludo. Vero Camilo, Struconasso. Buffon, Rede de Posto, sim. A Rosélio, a Jair. 30 anni. A Lauro, a Loreno, 30 anni di più di 2000 funzionari. Questo dia in me insieme con uno. Sì, mi studia con Rosélio. A Rosélio. Che Brasilia. Exceto l'appellido Coxudo. Coxudo? Oh, da sede se l'era, né? Sì, c'è un grande strugone a tutta la famiglia lì, da Rede de Posto do Buffon. Abastece lá, fammi un favor. Compra prodotti e lavori dei nostri patrocinadori. Gente della nostra gente. Gente della nostra gente, i nostri patrocinadori, fammi un favore. Chi ancora? Pian. Ração per cangati e pesci. Bravecto. Previne, controlla e tratta pool di carapati per le più di 90 giorni del cagnetto. E modelo Penei. De Bento Gonçalves, linea Bridgestone, Firestone, fuori de strada, agricole, qualche tipo, qualche bitola. Ma la gente quasi vuol sapere perché che pesci è buoni, qual è i benefici. Os benefícios do os peixe. benefícios Falando em português, tudo capisce. Lógico. Os benefícios. Né? Então, os benefícios de se alimentar de peixes. Melhora o funcionamento do sistema cardiovascular. Contribui para o bom funcionamento do cérebro. Funciona como fonte de vitamina D. Auxilia na saúde dos ossos e dos dentes. Olha, Pio? Importante quello lì. Importante tutto. Sì, che Favorece a perda de peso. Questo qua è donne, pesi e pesi adesso. Marinho. Marinho, maiapi, carne di vacca adesso. Sol pesi e pesi. Avanti, che Reduz a chance de desenvolvimento de doenças autoimunes. Autoimunes, quelle là che non è sicura mia. Non è sicura mia. Ecco. E auxilia na saúde da pelle. Maravilha. Ma queste sono poche, che ne de P, eccetera, e tante altre. E tante altre. Allora, un giorno a settimana bisogna mangiare pesci. Al manco una volta a perché settimana. Perché se mangia poco, no? Sì, E se è tanto buono, sì. il pesci bisogna mangiare di P. Marco, dagli una guardata là, te internet, poi dopo parlare qua. Quanto è il consumo del Brasile di pesci per persona? È importante dire che c'è gente da Italia che accompagna qua. Che mangiare pesci qua del Brasile e mangiare da Italia è il mesmo pesce. Ah no, No, perché Italia è in mezzo al mare. Sì. È in formato di estival, no? Sì. È in mezzo al mare. L'alta In Italia... mezzo al mare, rattaplan. In mezzo al mare. E che ancora? Allora là in mezzo al mare, che è il pesce, ma è di acqua salata. Ah sì? Che è il pesce del mare, noi parliamo qua. Sì, pesce d'acqua salata. È differente. Differente. Il nostro, quando ti dici là in Italia mangiare il pesce, gli fa mangiare il camarone, gli fa mangiare pesce di acqua e sale. Sì. E qua in altri, quando andiamo come pesce. Di acqua dolce. Di acqua dolce. Qua frutos do mar sarebbe allora di acqua. Là in Italia pesce è frutos do mar, per capire meglio. Va bene. Perché la prima volta sono da là, ecco. Quanto sei allora? 10,19 kg per persona. Per persona tem un anno. De pescado. Pescado, tem un anno. Sol. Ma de pescado? Ma de pescado è un tipo Bom, di allora, pesce. se eu capio bem, lá in Italia i pesci che lo rimangono alla coremia buttare sale. E non altri passi. Non so se hai capito, ma Sì. finale... Migo, idea che andiamo a suonare, sennò poi i casi diventa matti. Vai, sonate, dopo Ora andiamo a suonare! Alô, Evandro Peri! E o Douglas também. Quando eu saio a cavalo montado
sentado no meu bairro, cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho. Com a gaita na garupa, pois eu sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando venho. Alô, meu amigo Delcio Sandro, pessoal do São Miguel. Atravesso as canhadas só na marcha troteada e numa boa sombra, pois eu faço a cesteada. Eu abro a minha gaita e dou uma tocada de coxilha em coxilha, só se ouve a toada. Quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro, pois vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, é o cancioneiro das coxilhas, e aqui aí vai chegando. E quando o galo canta no romper da madrugada, lidando na mangueira, junto com a piomada, tomando um bom amargo, meu baio eu jogo em cilha e alegre se despede, cancioneiro das coxilhas. Porém, anche i suonatori si era così. Era di parlare dei pesi prima che Lodi, sta tutto bene, eh? Era di speciale di prima. Era di parlare dei pesi, che i pesi sono tanti delicati, né? I pesi sono delicati. Ti tiri fuori dell'acqua e muore. Muore, guarda sì, è poco delicati. Sì, ciò. Sì. Ma che aguenta come cascudo non esiste. Cascudo te lo assi là 8 dita che butti acqua a bocca. E i carpacapim, li pochi furbi. Un dì sono andato a pescare na casa di un amico mio e veniva via in troppe di 30-40 e mi con l'ambo che ha 3 rento in bocca e lo ridesvia al lambo. E 3 fuori. E butti che a rete il carpacapim passa per sopra. Sì. Ma non ti è data a testa. Ma una volta mi ha dato un tafaccio che sono stato 4 ore sotto acqua. Ma che la cicatrice? Sì, qua guarda che prego. È stato un dente di un carpacapim. Parlando prima... Carpacapim a denti? Va di Savignanca, domanda a Gigio. Ti mandiamo a Gigio dopo. Ti guardi in bocca tua che è mia. Fallo come era il capim. Ma ga denti via in fondo, via di Drio. Gasol coi deciso, sol mica aveva un amico mio che era de giudizio. Mica aveva un amico mio che era dentista de pesi. Bento Pinzetta. Sì. Ma allora ti ha detto che ti avevi una storia. Sì, ma non una storia. L'era convivenza. Aveva parlato prima solo i pesi, solo filè di qua, filè di là. Mi ricordo quando che mio papà già era vivo ancora, che fa 23 anni che è morto, le teste dei pesci in cui fa li che Gigio butta via. Lei fa ração para... Ração? Sì, ma a Pian fa a ração, a Pian mette, vero? Mette anche che sobra di pesci lì, ma cena secca ti forni ma immagina le pure omega 3 che il mestiere che? Senti, ossetti di pesce, tutto.
Vai, puro ômega 3 che è il mestiere. Puro ômega 3. Bicho velho. Ma allora. Me pupal fea ensopado de Opa, pesce. Con le teste, con i rotami, con quel che deve buttare via. Passata che noi fea. Ecco, carne no che nera, ma toccio, polenta e toccio con le teste. Per aver odor aproveitamento. Sì. Scusa. Ecco, scusa. Polenta. Qualquer cosa che fosse scusa para manhar com polenta. Ecco, era una scusa para manhar polenta. Mincoi, me fatto venire na mente, dopo te continui il tuo assunto che è importante, me fatto venire na mente, Gigior se pensa tanto bem. A nonna la fea na fortaia con le scarlogne. Sabe o que é escarlonha? Sim. É a cebolinha de tempero. Picava bem fininha, certo? Sim. Batia o ovo com elas dentro, jogava na frigideira. Refoguea le segole. Não. Solo scarlonha e ovo. Solo scarlonha e ovo. É sal. É sal. Scarlonha e ovo e sal. Refoguea le e scarlonha. E mi piace a mia perché le aveva un gusto forte. Sì. La scarlonha ha un gusto forte. Sì. Mas era fortaia de ovo com scarlonha. Sol! Ih, che spansade! Per causa da polenta. Ma allora che era l'ensopado che allora se fea ensopado, era come una menestra quasi. Ottavio Pecini di Troguè Cognosesti. Sì. Era lui che era il capo di fare ensopado con le teste dei pesci. Andava a pescar là. Ciapè teste? Ciapè teste e fa il prato speciale che era ensopado dei pesci. E un'altra storia che mi ha un amico mio, suo papà, andava che piaceva pescare. Che piaceva pescare. E allora una volta a settimana andava a pescare, ma lui aveva il suo caico, il suo equipamento. Era bem equipado, bem equipado. Le mia come Marosti che ha carteirinha, chopper, mi sono equipato, mi sono adequato. Un equipamento bom para época, quello. Para época. E aveva il barchetto, allora ci appena metteva su tutto, le ische, le linee, il rollate, le garaffette di spirito. Sì, garaffette di spirito. Garaffette di spirito. E andava via in vai, metà Rio. Rivela a metà Rio. Sì. Adesso armiamo le linee. Le lignate. Il vareggion. Quello che c'ho, c'è per la linea. Mia cosita, che tre cosita. Ma colpi così. Cada un traço linha come che vuole. La linea la era sua, lui la tre così. Stiamo obbligare per vedere che il 3 alla linea 7 un 2. Drio, la aberrada del Rio. Per quella che tre cosita. Ascolta, Maruco è un grande pescatore, no? Sì. Ma era la strategia. Maruco nascera al megafatto. Maruco, un risotto con lingua de pesce. Lingua de pesce. Pensate una roba buona. Garanto-mi che vatti che vi mai mangiare in vita. Ma pesci gali lingua. Dopo mi tocca chiamare. Questo è il mio far mangiare che vuoi mica. Visto come le pongo. Ma se non parla, com'è che il lingua? Sì, ciao. Anche il cavallo parla il galengua. Ma allora stasi. Ma sberega, manco, sgrugna. Ascolta bene, allora Genera andava a pescare. Gli mandiamo un saluto a Bibiano Deitos. Bibiano Deitos, a prossima. Allora adesso un coi di pesci che paga è Marcello. Sì. E Marti che viene lei. Beto le da pizze. Beto le da pizze, che bisogna che sempre che sia un pato. Sì, perché ormai siamo tutti messo il polenta. E dopo chissà che temo di mano dopo, sì, Bibiano Deitos è a sora. Sarà che mi dà le trio arrivare a sora. A Sugheri che ne mia allora, anche in nome del supermercato polivalente, in nome del modello Penei di Bento sì. Penei di qualche bitola, Bridgestone, Firestone, tutti altre tondi. Marche, importai, nazionali, i bianchi e saisi sportivi, agricole, qualche tipo di pneu, modello Penei. Non sti comprare senza domandare l'orsamento, va a rete sociale, ti catti il numero, parla con Cecco, allora ascolta. Era una turma che andava sempre a pescare, sempre medesimi. Ma solo chi se menea di caciassa, indea. Comprarsi pescaria senza una cacciassetta se a casa Corba lì di Nova Roma fa una caccia aspetta, ne tanti che fa cacciassa buona sì. Ma infatti
Folletto, così fa caciassa buona, tanti che fa caciassa buona. Andava, portava di una muccia di caciassa e si perdeva. Allora baderna, noi peschiamo bene, finché uno ha detto così, basta, acabò, Deo. Basta portare caciassa. Allora Deo, prossima pescaria, giorno tal, mese tal, combinato, che aveva una rurale, insieme a Caico, che aveva dentro la carretina, e stia fuori fin di settimana, 3-4 di. Beh, non andava a puttane. No, devi pescare per far quello. Ecco, pescare. E allora, ma due si cacatai che ha detto, ascolta, allora il giorno 26 del mese che viene, andiamo a pescare. Ma che tu hai visto che io sapevi portare caciassa? Pescare senza caciassa. Mi ha detto, ma femo come? No, che sei come? Barati costumari. Allora ho detto, assieme amici, che mi penso qualcosa, va bene. Ci ho seccato un dico, ho detto, sta tutto combinato, assieme amici, che pensare tutto giusto, assieme amici. Ci ho detto il di, a combinare le 4 da mattina, buon'ora, c'ho luce in taccai, per tutto arriva gente, arriva un quel che porta una cosa, quel che cacciassa ancora, va ragazzetto. Scusami, ma un pochettino mi tocca portare, c'ho 2 litroni. Un pochettino perché portarla a Drio. Ho detto, ma che mia combinati mia, ma un pochettino. Ma signore, ma manco per bagnarsi i lavi. No, ho detto un pochettino mi portato perché te vedi che noi che andiamo può darsi il pericolo di avere qualche bissa per carne. Ho detto, le 100 anni che peschiamo là, non abbiamo mai visto il colore di una bissa. Che l'altro bandella ha detto, ma per prevenirsi mi ho portato a Drio. No. Lunga cacciassa con l'altro cabissa. E dopo ne viene sta fuori cabissa là che sei acostumato a bere cacciassa che te conta prima. Proprio così. Che sei tusi pronti per le sonate. Mandiamo prima i nostri patrocinatori quando è stato veniamo coi pessi, Vai là i nostri patrocinatori, vai. Mia bem. E dá. Não. Minha bem. Não é nada. No caminho tem Buffon. Então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
La mattina buon'ora son là, ascoltare le campanelle. Chiamai lungo alla vita, ho sentito suonare così belle. La mattina buon'ora son là, ascoltare le campanelle. Chiamai lungo alla vita, ho sentito suonare così belle, coi retini di argento, i cavi fatti a dressa, onora marina, suonava di messa, coi retini di argento, i cavi fatti a dressa, onora marina, suonava di messa. Tirale ben marina campanelle, tira le corde che già sponta il dì, quel ding ding dong fa tremare la terra, tremare il cuore, lo sento anche a me. Tirale ben marina campanelle, tira le corde che già spunta il dì, quel ding ding dong fa tremare la terra, tremare il cuore, lo sento anche a me. La mattina buon'ora son là, ascoltare le campanelle. Chiamai lungo alla vita, ho sentito suonare così belle. La mattina buon'ora son là, ascoltare le campanelle. Chiamai lungo alla vita, ho sentito suonare così belle, e con l'abito bianco in chiesa sorgea, più bianco il suo cuore di quei che vestia, e con l'abito bianco in chiesa sorgea, più bianco il suo cuore di quei che vestia. Tirare ben marina campanelle, tira le corde che già sponta il dì, quel ding ding dong fa tremare la terra, tremare il cuore, lo sento anche a me. Tirare ben marina campanelle, tira le corde che già sponta il dì, quel ding ding dong fa tremare la terra, tremare il cuore, lo sento anche a me. Suona il campanile, suona il campanile, suona il campanone, ding dong, ding dong. Suona il campanile, suona il campanile, suona il campanone, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Che spettacolo, che meraviglia! E adesso noi andremo a Flores da Cunha, no, a Trento. Andiamo là a parlare con Ivo Gasparin. Lui è compositor, cantor, è attore, opa là, sì, proprio così. E scrive, ecco, scrive tanto, che piace di scrivere, lettere fantastiche, bellissime.
ele é um grande incentivador da cultura italiana. Grupo Ricordi de Flores da Cunha, Ivo Gasparin, struconasso a te, tutta la tua equipe, tutti quanti del Nova Trento, a tutti de Flores da Cunha, lá da vodka Raiska, vodka che fa le meglio caipirinhe, proprio così. Ma Gavio sentiu dire ancora dei capelletti, vero? Não é capelletti, por favor, não diga capelletti, tá? É capelletti, ou senão agnolini. Ma per saber perché agnolini, Ivo Gasparin adesso me spiega bene, Luca sa la vera storia. Vai là, Ivo! Buonasera, è un grandissimo piacere di essere qua del filo italiano. E sono qua perché Marostica e ha sentito dire che mica aveva parlato sopra l'origine e il significato della menestra de agnolini. E allora mi ha invitato per venire qua e fare una piccola spiegazione. Ma prima di tutto bisogna dire che storicamente la menestra de agnolini era una menestra rituale. Intendete bene? Una menestra rituale perché la era consumata solo nel dì di Pasqua. La etimologia agnolini la viene dalla parola latina agnus, agnus dei, che in latino vuol dire cordeiro, agnello, il piegorin, il nostro piegorin. Allora la Chiesa Cattolica, che aveva un grandissimo potere, che tutto girava intorno della Chiesa, nel dì di Pasqua fa questa menestra, che non era solo una menestra semplice, una menestra come quell'altra, ma che era una menestra rituale, come vi ho detto prima, perché aveva una grandissima connotazione con Agnus Dei, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal. Sì, ma come che era fatta questa celebrazione? Tutte le famiglie avevano l'obbligazione di portare alla chiesa nel giorno di Pasqua carne di agnello, cordeiro, di piegorin. Cada famiglia la portava una quantità di carne di accordo con il suo potere. Allora con questa carne fa sta menestra comunitaria e come che la era fatta di carne di agnello, la è stata conosciuta come menestra de agnolini. E come ho detto prima che tutto girava sotto il potere della Chiesa, intorno della Chiesa, ha visto che gli agnolini si somigliavano al cappello del vescovo. E allora ha attaccato anche a chiamare de menestra de capelletti. E allora del giorno in cui avanti, quando si andava a mangiare menestra di agnolini o dei capelletti, pensai che solo che si andava a mangiare anche il cappello del vescovo, no? Buonanotte. Curiosità dei capelletti o agnolini con Ivo Gasparin. Lucas è uno dei monitori della scuola Cucagna, scuola che scommessa di il corso universitario Rento te Unicentro, è proprio vera. La curiosità allora, agnolini. Adesso andiamo ciò ma lo che il mestiere là da banda provare ma tutto e lo che buonasera. Ghetto caldo, si deve fare che là? A polenta? Fare qualche spettacolo, Oh, che bellezza. Tornando qua, tosi ascoltati, adesso andiamo a parlare dell'origine dei cognomi. Vorremmo ringraziare il nostro grande amico Franco Saccardo, lui che manda sempre tutti i martedì sera l'origine dei cognomi. In cui andiamo a parlare del cognome Treviso. Ecco, l'origine del cognome la viene dalla parola Trevision, di origine celtica. Ecco, che avete capito, origine celtica. I Celti sta una popolazione che ha vivesto nel territorio della città veneta di Treviso, capito? Il significato, se famiglie, cosa significa allora? Famiglie che viene dalla città di Treviso, che ha vivesto, che ha lavorato in quella
città. Avete capito? La diffusione, dove che se de P Trevisi, allora se la città, se del sud della Italia, le mie del nord, le pochi cognomi che se de P del sud che del nord. E allora coi Treviso che se de P del sud della Italia, regione della Puglia, della Sicilia, capito che se la isola, la Ilia, che se appena dopo stiva la Italia, capito? Ecco, andiamo a parlare anche del cognome Longaretti. Il cognome Longaretti è il Z tipico della regione della Lombardia. L'origine del cognome la viene dalla parola longo, Longaretti, può essere, sta modificata con una forma affettiva, di affettività, capito? E il significato, se uomini o femmine o persone o famiglia che era longhi, capito? Persone alte, di altezza, o qualche dunque dice alti e magri, così dice longhi, ecco, che il cognome è anche longo, in senso fisico. Questo allora si sta sopra Longaretti. E la diffusione dove che si de P Longaretti è nella città di Bergamo, nella regione della Lombardia. Stiamo parlando ora di questi cognomi. Longaretti e del cognome Treviso. Proprio vero, Marino, è quasi pronto lì o no? 20 minuti, allora intanto Marino fa la polenta, andiamo a ascoltare una bella della sonata, e il gaitero è là pramoso di fare una bella sonata, andiamo gaitero Enrique, le conti adesso, Chegando essa história conhecida aqui dos Bertuzzi, assim, ó. Fui passear lá na cidade no meu preto marchador. Dei uma volta na praça e uma moça me chamou. Me venda o cavalo preto, 8.000 cruzeiro eu dou. Sei que ele é de um gaúcho, gaúchinho eu também sou. Não vendo o cavalo preto, não tenho ele pro negócio. Não alugo e não empresto, com ele eu não tenho sócio. Não há prata e não há ouro que consiga o tal divórcio. Se eu vender o cavalo preto, depois eu sinto remorso. Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão. Me venda o cavalo preto que eu te dou meu coração. Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão. Me venda o cavalo preto que eu te dou meu coração. Será que é bom negócio, meu amigo Ricardo? Com certeza, meu amigo. Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada. Puxei ela pro meu lado, se chegou toda corada. Olhei nos seus olhos verdes, naquela face rosada. Hoje leva o meu cavalo, ele não te custa nada. Dei meu preto de presente, arranjo outro se eu puder. Entreguei pra gauchinha, que ela faça o que quiser. E agora que eu vi bem, meu fraco todo é mulher. Meu cavalo dei de presente e voltei pra casa de a pé. Vamos ver se compremos outro cavalo aqui na Serafina. Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje, meu coração vai depois.
Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje, meu coração vai depois. E essa também toca na live do Marçaro. Espetáculo! Como é que é? Espetáculo! Ai, canta bem, sona bem, maravilha. Roger Trevisano lui adesso sta macchina di pesci là, no? Perché a Salù là? Sì, perché se no si brucia. Se no si brucia, Allora che se stasera che ne che? Che? Microfono lì, Gigio. Stasera? Quelli è. Allora che ne che da mangiare? Pesci, Pesci, filè di tilapia. Meglio che sei. No, stasera la testa di Giovanna che Marino che ha fatto il soppato siamo in trio, caro Marino. Te la stai parlando io. Ma devo parlare. Ma sarà, ma adesso devo parlare. Ma io perché pronti? A Nato Pesce vende o saquinho com o filé de tilapia já temperado, pronto só. Temperado e farinhado. Tudo. Marco, però senti che c'ero che ga. Senti che sa di voi a mangiarli. Toccare a mangiare che ne. Vediamo. Marino, ti mai polenta? Vediamo anche i suonatori. Dai anche i suonatori. Dai che loro. Marco, mi vedi lì dove? Me vede de União da Serra. Ah, bom. Francisco Beltrão. Giorno 21 di giugno. É importante dire. Live União da Serra. Colono e motorista. Prefeito, un struconasso, a Jaca, un struconasso. Bem cosita. A tutti di União da Serra, giorno 21 di giugno, faremo una live de lá, in omaggio ao colono e motorista. Va bem, Marco? Francisco Beltrão também de o System. Cinquentenário Tuparendi. Quer dizer, lá Valdir Basso, que ele é de aniversário, Gabete Sodô lá. Canudos do Vale, Palmitos, Guaraciaba, Santo Antônio do Palma, Pedras Grandes, Nova Alvorada, Sorriso, Mato Grosso, Casca, Farroupilha, Cruz Alta, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ribeirão Pires, Formosa, Goiás, mencionar em Goiás, né, quis dizer qual. Águas Frias, Carazinho, Sério, Ponte Preta, Palmas, Eguianca, Ibiraiaras, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maracaju, Maripá, Chapecó, Quilombo, Passo Fundo, Novo Barreiro e Encantado. Eguianca, de dir quanca, una cosa tanto importante, Marostica. Sì. E qui che sei de casa di un sister questo momento, che sei commentari, chi che compartilha manca, chi che comenta do cose pananti far differente, melhorar. Opa! Sei tanto importante che delle volte vieni là e bete do, para, mi cato questo. A famosa crítica construtiva. Isso. Opa, isso. è maravilhoso. È importante risaltare anche qui che bete do, chi si espone de bete do, delle volte fa così, fa quell'altro, mi cato de una maniera, mi cato un'altra. È importante né risaltare e valorizzare. Então, pelos comentários que a gente fez, a gente vai tentar explicar. Não sei se nós vamos conseguir justificar. Mas o que acontece? Existem aqui na nossa região, vocês podem ver que a grande maioria dos grupos que vêm tocar aqui, não vem o grupo completo. Sim. Pelo espaço, pela época que estamos passando, pela pandemia, e também pelo equipamento ou instrumento que tem que tocar, certo? Então, o grupo Compasso dos Guri é formado por quantos componentes? 4, e só tem 2 aí. Então, a ideia é maravilhosa. Então, tipo assim, eu tenho certeza que o Compasso dos Guri não tem uma indumentária italiana, Sim. mas tem uma indumentária gaúcha. Ou seja, como funciona aqui na nossa região? São culturas diferentes, fáceis, simples, para se entender. Tipo assim, o grupo gaúcho também faz música italiana. Com certeza. E o grupo italiano
também faz música Tem gaúcha. que fazer, até e porque tem que fazer. estamos num estado aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá, o Serginho, o Exato. grupo do Serginho, né? Aham. O Giramondo. Eles tocam de tudo, são ecléticos, são músicos experientes que tocam de tudo. Eles vão tocar um baile italiano ou um jantar italiano com indumentária italiana, chapeuzinho igual ao meu, vestido de roupinha italiana e lá no meio música gaúcha, sertaneja, rock and roll, MPB, né? Exato. Agrado de todos. Tem que ser. Então é mais ou menos assim, certo? funciona. Então gostaria da compreensão de vocês, E porque agradecer a todos esse que grupo é o grupo Compasso dos Guris. E já o nome diz que é um grupo que tem uma indumentária gaúcha. Aliás, não vamos nem comentar, mas Roger, eu acho que o gaiteiro tá de bota nova. Eu vi. Bota, não. Mas poderia vir pra dá cá um close mostrar. aí. Dá um close na bota aí, por favor. Mostra a bota lá. Tem que mostrar. Bota a sanfonada, dá uma olhada. Bom, nós estamos encerrando o nosso Filotalian, agradecendo nossos patrocinadores, a Dealnet, provedor de acesso à internet e tecnologia fibra ótica, a Mig Plus, ração para todo tipo de animal, né? A Mig Plus sempre pensa la bestia bella e sana, a Baspan, quer dizer, il meglio stivale che capesta in tel Brasil, un prodotto a basso pancote, Polivalente, ecco, Polivalente supermercado de Santa Rosa, o conceito de ser o mercado da família, vodka Raiska, vodka che fa le meglio caipirinha. Paludo, promoção 1, 2, 3, né, Marco? É bem cosita. Comprando Na um peça. produto, 10%, dois produtos, 12%, 12%, três produtos, 15% de desconto. Para todo mês de julho, vem para Paludo. Se tu não é cliente da Paludo, vem, por favor. Rede de postos Buffon, que tiver viaiar, te quer de abastecer, trucar l'olio, calibrar pnei, lavori de combustível, cosita, rede de postos Buffon. A Pian Alimentos, sono per cangati e pessi, tutti quanti lo sapete, buonissima. Bravecto tratta, previne e controlla pool di carapati per 90 giorni, l'unico del mercato del Tocanetto, e modello Penei di Bento Gonçalves da famiglia c'è con modello Penei, agricola, fuori di strada, Bridgestone, Firestone, importai, ecco, nazionali dell'Avanti. Ma Gigio, vuoi parlare qualcosa? Gigio. Vem qua Gigio, vem qua. Gente tá live che ha fatto una domanda. Opa. Quanti cavei Gigio? Ecco, evolvedete senza capelli. E não precisou pedir 2 vezes. Questi qua che stai cavai via da Madonna, tutte quante che arrivi a casa, delle volte a sera mi ha il giucchetto, e mi cabello sbrancati, cavai dei capelli, guarda che come sono stato. Che magari in 15 di? Deo. Ascolta, no, la domanda che voleva farti è la seguente. I gado mandalite a live in 2 che se compra i pesi pronti, perché con sai e farinaio. Vuol sapere per comprare qua Serafina o un altro posto, un 2 che ne è? E chi, no, mi una domanda. Chi è quel che ganna man di consar tanto ben che le tilapie lì? In primo lugar, che tempera così, più che sia, è Marcello. Sono Marcello! Che vuoi a te, voltare interiore, di dire il seguente, che l'idea di mettere solo a nato pesce, il frigorifico di pesci, le sta Marcello. E mica dico, Marcello, vai avanti, che mi aiuto. Che mi ti abençoe. Te benedico. Te benedico come don de pai. Opa! Pai deve benedire i fioi. Sì. Allora, che tu c'ha la vaccina? Sì. Tutte e due? Tutte e due. Te sei salvo? Ecco, Dio, ma quella che sono 100 anni. 100 anni. Sì, sì. 100 anni. E da che sentivo parlare, vuoi anche dare un abbraccio a mia figlia Patrizia, a sua famiglia, che dobbiamo mettere prima, se dopo la resta consume. Maria Santa. È la gelosa? Marinho, lo caldo lì. Sì, è caldo. Ma è da gelosa, capito? Dopo noi torniamo qua per dire ciao e anche per la ultima sonata. E Marinho anche per mostrare com'è che sta a polenta. Ti va a vedere i pezzi. Ma Gigio, ascolti i altri qua. In nome di tutti i nostri patrocinatori, ringraziare a tutti che mi hanno aiutato, che hanno fatto parte di questo filò fantastico, vero? Bellissimo. Dati bene. Marti che viene.
Dia da pizza. Giorno da pizza, giorno 10, martedì che viene giorno 13, allora... Giorno da pizza in nome do Grão de Bico. Grão de Bico é uma pizzaria de Serafina Correa. La meglio pizza che te può ver manhã in vita tua, Grão de Bico. Mi è vero? Sim ou não? Sim. E tem de camarão também. Opa. De frutos do mar também. E de lavanda. Mas, Didio, olha só. O seu Luiz, agora, mudou de calibre, né? O seu Luiz Carlos Treviso, quer fazer uma homenagem aos nossos imigrantes e os primeiros descendentes, aqueles que não viveram o filé de tilápia, aqueles que tomaram a sopa da cabeça de Joana, não é? Como é que é, Marinho? Ensopado de peixe com a cabeça do peixe. Quer dizer, tem noção? Não. Né, Didio? Sim. A cucanha que os nossos imigrantes e os seus descendentes vieram à procura, quem a encontrou fomos nós. Com certeza absoluta. Porque já Laura, como ele veste, já sofreu. Só sofreram, só economizaram e só trabalharam. Sim. Para quem? Por nós. Por nós. Não digamos E essa gratidão, o Didio vai fazer uma homenagem. Eu gostaria que vocês acompanhassem, compartilhassem, né? Porque é muito bonito, é maravilhoso e é uma honra e uma responsabilidade e um dever de nós estarmos nesta posição hoje, né, Didio? Claro, giusto, per quello sì. Vai. Ma prima di tutto, quando cominciare, vi dai un abbraccio anche all'Audì Treviso, la sua figlia Aninha, che la suona la gaita da 14 anni, che un giorno che con Fulani qua suona. Benvenuta qua con altri. Sì, bravo. Vabbè. Allora, questa qua, allora mi vuoi contarla ben con calma, perché l'obbligazione nostra di tutti quanti i migranti, i nostri italiani, di ricordarsi di loro. Neste momento tão importante para todos nós, quero iniciar convidando a cada um de vocês e aqueles que estão ouvindo, todos os presentes, relembrar seus antepassados, aqueles que conhecemos e também aqueles que não conhecemos, incluindo a todos, pais, tudo o que hoje vivemos. Devemos a eles em gratidão, a nossa história, a nossa cultura, a nossa riqueza, a nossa honra principal. Hoje não queremos relembrar apenas o sofrimento de cada um deles, e sim suas vitórias e principalmente o pulsar da vida, que eles em amor ofertaram a nós. Se hoje existimos, aqui estamos dando continuidade a este legado. E porque eles existiram e acreditaram na vida antes de nós. Fizeram escolhas, deixaram para trás parte de sua história. E por que não dizer, parte de si mesmo, para colonizar outras terras e dar início às novas famílias, às nossas. Neste momento, peço que cada um, dentro do seu coração, com o máximo do amor, faça uma referência interna a esta fileira de homens e mulheres que vieram antes de nós. Aqui incluo nossos irmãos, pais, avós, tataravós, bisavós e outros tantos que nos antecederam. Agradecendo por sua existência, por sua vida, por sua honra, por sua dignidade, pelos seus erros e por seus acertos. E peço tanto que nos deram, que nos proporcionaram, a nós proporcionaram. Agradecemos a pátria mãe, Itália, e incluímos neste olhar a ela
que viu seus filhos partirem, dando lugar a uma nova mãe, o Brasil. Sentimos muito pelas dificuldades que enfrentaram e pedimos perdão pelas vezes que não compreendemos suas escolhas e seus destinos. Mas queremos afirmar aqui o quanto os amamos e somos gratos. Eles nos impulsaram a vida, nos impulsionaram o mais. Seguimos nossos caminhos com tudo o que nos deram. E em troca, lhes dedicamos o nosso olhar. Sim, eu vejo a cada um. Somos suas continuidades. Somos o fruto de suas jornadas de vida. E isso é tanto. Seguimos livres, buscando também nós, o nosso lugar, a nossa história, legitimando e honrando a verdade de cada um. Aos nossos antepassados, onde estiverem, enviamos a nossa gratidão, nossa profunda gratidão e respeito. Aê! Mas ó, Didio, velho, Didio, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão em casa um dia gostariam de fazer das tuas, as palavras deles, em agradecimento aos nossos antepassados. Pais, avós, bisavós, tataravós, imigrantes, né? Por tudo o que eles fizeram por nós. Aquela ideia da cucanha, de vir para o Brasil encontrar terra, trabalho, liberdade, abundância, não foi bem assim. Não. Foi tudo um recomeço de suor, de trabalho, dedicação, superação, necessidade, doenças, problemas, mortes, saúde. Sua do pai monte, Laurando. Sim, demais. Um exagero que hoje em dia seria como se fossem escravos. Né? Sim, sim. Mas, enfim, nós estamos aqui hoje gozando de tudo que eles fizeram por nós. Pelo sofrimento dele, nós estamos gozando. Marinho, vem cá, que finimos o programa. Marco Marsaro, qua. Sei meno, Gigi. Al microfono, metti a Marinho. La unica differenza che ha catato via dall'Italia è qua la libertà. La libertà. La libertà che ha catato qua. Perché il soffrimento... Treviso. Grande che siamo qua. Dio santo. Che bella. Sì, la unica la libertà, è vero. La unica differenza che ha catato la via dell'Italia, di soffrimento, di tanto la libertà, che la via era mia liberi, che toccava lavorare. Allora ricattare la libertà per poter fare quel che voleva, è stato tutto. Ricattare la libertà e anche l'opportunità. Sì, perché tutto quel che loro rigappatio soffrivo l'auran, così viene questo risultato per noi. Prima di Gigio parlare, Gigio che ha una frottola, no, ma aspetta, a saidera. Nanzimo 44 e poi Gigio. Con quelle parole lì che lui ha fatto, il galedesto, un messaggio bello da pensare su di lui che ha scritto, mi vuoi tirare il cappello a Gigio. Anche a me! Aê! Gigio velho, aê! E mandiamo un struconasso a Marcello e a tutti quanti da Nato Peixe, i nostri patrocinatori, a famiglia, collaboratori e a altri clienti. E non si dimenticare, toda quarta-feira, quarta do peixe. Quarta do peixe. Então, tenha abitudine in italiano che dice, di un giorno da settimana mangiar pissi. Ascolta, se il martis è del filò, il mercoledì pesce. Così. Avanti. A Saidera. Saidera? Sì. Guarda, a me pare, una volta... L'è morto Becche. Becche è morto, sì, sì, certo. Loro gli piaceva pescare e cassare. Oh, guai Dio. Ma io, che non piace? No, che neanche cammino. No, mi sono differenziato. Non aveva la carterina. No. Ma allora, un giorno gli ha detto contro mia madre, gli ha detto, vuoi andare a vedere se caso il viato, gli ha detto ancora, che fanno più, Madonna mia.
parlo, mi fermo fin da parlare per vedere che polenta qua. Vai, e allora? E allora già il viado, sì, perché salviato. Il aveva dato una piovata fuori al sole, il verano là caldo, il giorno qua in cui che abbiamo il viado. E allora che ha detto contro la mia mare. E qua che ne tanti, E allora lei gli ha detto prontami la bisacca era la borsa. Sì, la busta. La busta. Allora mettimi dentro mezza polenta perché se i cambi mia mi diciamo ad Rio. E gliene aveva 7. Lei il tempo che calma io polenta coi era sonda pianta. Visto, va ben lembrato. E in via casar senza stivai baspan, de a pie per terra. E allora la madriniera E allora la madriniera madriniera e lo che è madriniera? Madriniera era la fistecca che aveva nome, quella che la chiamia il can avanti. Fistecca è una cosa che qua a Rio Grande anche vuol dire un altro nome. La bistecca. No, ma la bistecca è la ciuleta. Fistecca. Ma darselo con la storia. Ma mi dai fatto il nome, dato che il nome è lì. Dai veri parecchie le stamme pare stanno quelle budande. Grazie mia cantare a contare la storia. E lui piace, sì, anche che la finisco. Fistecca se una cagna. Una cagna, somare di can. Dio santo, capisci italiano. Capisci italiano. E allora via, vai, con questo can chiamando e qui stendrio e poi via un po' di polenta. Andiamo fistecca, avanti. E allora i can veniva. Via. Del gruppo. Madriniera. Che arriva il certo punto, là che era una caporata, là e il can viene, mi pare, se è incattivato. Figlio da me. 14 di quelle scogliette, già pa la cagna la buttata sopra il scapuerone. Paredon, scapuerone. Là le cascate insieme al nido del viado. Ah, signore! Allora la sega paura, la cagna la cascaina, la sega paura, il viado via. Che l'altro si rantenai, dondo che la sega paura. Pega. Ciappa. Via. Cioè là del monte del Berto Basso. Sì, le redondo. Sì. E allora via di la corrida, ma il viado corre di più, 2 ore che corre. È tondo. È tondo, è attorno. Sì, ciao. No, il viado era, dopo 2 ore, 10 metri di trio di campo. Ha fatto il giro avanti. E cacciapai ritardatari. Sorte di Beppi Piva che arriva con la schioppa che ha copagliato, se non corre un coglione se ne dio cuore. Gigio! A tutti quanti un strucconasso! Salute, bebê! Chegando marca então que nós gravamos aí com o Grupo Compasso Guri. Um forte abraço a todos os demais componentes que ficaram em casa aí, estão nos assistindo. Um abraço ao Jean, um abraço ao João Batista, meu pai, um abraço ao João Vitor. E muito obrigado ao Ricardo, que esteve conosco aqui, nos acompanhando aí. Eu que agradeço o convite aí, companheiro. Primeira de muitas aí, certo? Gravando a música Vaneira Baguala, depois que terminar o filó, todo mundo vai pro YouTube procurar lá Vaneira Baguala, que nós temos o clipe nós tocando lá, tudo é a cavalo, bem gaúcho, mais ou menos assim. Fim de semana chegando, me preparo pras bailantas e já encilho meu cavalo acostumado nesta lida. Meu bicho é ronco de gaita e o perfume das percantas. Pandango, trago e cantiga é o que me alegram nesta vida. Já vou chegando na festa e puxo os pila na entrada. E o meu pingo já me espera lá fora desencilhado. Chego pra perto da copa, vou bombeando as querumanas. E quando solta uma vaneira, não fica ninguém sentado. O gaiteiro puxa a gaita e já se atraca na vaneira. As botas já me convidam pra apartar um par na sala. E o pessoal vai dançando e levantando a polvadeira. E o baile segue animado com essa vaneira baguala.
O gaiteiro puxa a gaita e já se atraca na vaneira, e as botas já me convidam pra apartar um par na sala. E o pessoal vai dançando e levantando a polvadeira, e o baile segue animado desta maneira baguala. O gaiteiro pega a gaita, faz o último floreio. Já tá no final da festa e eu vou encilhando. A prenda levo comigo na carona do arreio, que tá na hora de ir embora, que hoje já é domingo. Na semana ali de braba, na fazenda, meu irmão. E dá dedo uma lembrada e nós não podemos afrouxar. Mas na sexta eu sobo as botas pra não esfolar os garrão, porque vem fim de semana e outro baile pra dançar. Ainda mais de bota nova, o gaiteiro puxa a gaita e já se atraca na maneira. As botas já me convidam pra apartar um par na sala, e o pessoal vai dançando e levantando a polvadeira, e o baile segue animado nesta maneira bagunça. O gaiteiro puxa a gaita e já se atraca na vaneira, e as botas já me convidam pra passar um par na sala, e o pessoal vai dançando e levantando a polvadeira, e o baile segue animado dessa maneira baguala. E um chacoalho pra chacoalhar o filó assim, ó. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha bem? Não é! Me dá! Não! A minha bem! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.